Immagini bellissime di questa Pantegana che fra poco scoppierà e vedrete tanti di quei coriandoli e stelle filanti su questo corteo meraviglioso del Carnevale a Venezia. Venezia città unica, io penso che un carnevale più bello di Venezia non ci sia in nessuna parte del mondo. E poi la creatività che vediamo di queste persone che si confezionano gli abiti, le maschere. Guardate che è una cosa incredibile, come vi ho fatto vedere, io non sabato questo, l'altro ero a Venezia e devo dire la verità che ho visto il mondo come sempre naturalmente, non solo a Carnevale, ma di persone proprio che vengono appositamente per il Carnevale, dall'America, dalla Spagna, dalla Francia, dall'Inghilterra, dalla Cina, dal Giappone. Siamo unici e nonostante questa unicità, questa creatività, non riusciamo a volare, ma c'è qualcosa che non va? Allora ne parleremo questa mattina. Avete visto che bella mascherina che ho? E Michela Suria me l'ha lasciata, questa bellissima maschera, con due graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza Moreno Biasi, un artista non a caso. Buongiorno. Allora, artista, cosa vuol dire la parola artista, Biasi? Cos'è l'artista? Me lo stavo chiedendo anch'io, anche perché è sempre difficile dare la conoscenza precisa di quello che è l'artista. Vediamo, secondo me, cosa serve l'arte. L'arte, secondo me, è quella cosa che serve per avvicinarci sempre di più alla realtà, a quella che è la verità, anche perché artista, arte, ha un significato antico che è artefatto, è un qualche cosa che uno prova a fare, ad avvicinarsi alla realtà, ma è un qualche cosa di non tanto reale, è l'artefatto, no? Se pensiamo alla parola che ho detto prima, è perché l'arte ci avvicina così tanto alla realtà, proprio perché ci avviciniamo a quello che è la perfezione, però la perfezione non è nostra. Il fatto nostro di avvicinarci all'arte, all'artefatto, facendo un artefatto, è quello che ci permette di avvicinarci forse a Dio. Però lui è il perfetto, è la perfezione. Ecco quello che è, secondo me, l'arte. È l'artefatto, però noi proviamo ad avvicinarci alla realtà attraverso che cosa? Attraverso quello che riusciamo a fare con la nostra piccola imperfezione, che non sarà mai la perfezione di quello che è sopra di noi. Ecco, secondo me questa è l'arte. Visto che ha nominato Dio, io vorrei salutare il nostro Papa, questo Papa che ce la sta mettendo tutta per sopravvivere, questa forza della natura, questa scorza molto dura, nonostante veramente le tante difficoltà, anche purtroppo fisiche, che ha avuto questa persona. Papa, mi raccomando, cerca di farcela, esci da quell'ospedale, perché veramente è un Papa che cerca di portare la pace nel mondo, una Chiesa anche povera, una Chiesa che deve proprio puntare sui valori. Chissà quanti staranno gridando, secondo me, ma non tantissimi, ma ce ne saranno. Infatti lui lo dice sempre: pregate per me, non a caso dice questa frase, pregate per me. Ecco, noi preghiamo per questo Papa meraviglioso, Papa Francesco, ma soprattutto per le fragilità. L'arte e la fragilità, le fragilità in particolare, Biasi. Io quando collaboravo a Villa Margherita con queste meravigliose creature, loro hanno questa sensibilità, anche nell'osservare, nel vedere. Quando mi ricordo siamo stati alla Fenice, che li ho accompagnati, tu vedevi nei loro occhi la curiosità, la consapevolezza della bellezza. Adesso forse li avviciniamo troppo, dobbiamo lavorare anche su questo, perché noi di arte ne abbiamo tanto, non a caso siamo il patrimonio più grande UNESCO al mondo, perciò vuol dire che veramente... Sì, però forse ci dimentichiamo di quello che abbiamo, ecco, la fortuna di avere anche questa sensibilità verso queste creature che sanno ammirare, sanno apprezzare l'arte. Cosa dice? Sono d'accordissimo, anche perché ho appena accolto una ventina di persone che sono autistiche. E francamente avevo un po' paura, perché non sapevo come comportarmi, anche perché generalmente io sono un tipo che mi avvicino alle persone e cerco di spiegare anche quei gesti, anche con quello che magari viene
tante volte definito male quello che è il toccare, ma non è un toccare brutto, è un toccare proprio per far sentire quella che è la mia energia che passa, ma anche viceversa raccoglie energia. E francamente non sapevo come fare, perché mi hanno detto stai calmo, stai attento, non attento, ma stai un po', perché sono loro che ti vengono e loro potrebbero anche in qualche modo non o rifiutarti, ecco, e quindi avevo paura di questo e quindi mi sono annullato ed è stata la cosa migliore, perché nel momento in cui mi sono fatto zero, niente, non ero io, non ero l'artista, era uno che era là con loro per far vedere qualcosa che io avevo fatto, ma gli attori erano loro. E a un certo punto guardano un po' i quadri, cercano di capire e guardano me. È che, insomma, 20 persone autistiche di tutte le età, dai 20 ai 40 anni, più 6 o 7 insegnanti. E a un certo punto vedo che guardando i quadri mi guardano, vengono là e proprio mi danno la mano, me la prendono e per me è stata una grande soddisfazione. Quindi bisogna capire a volte che la disabilità a volte c'è, sicuramente c'è, però bisogna andare un po' oltre e l'arte secondo me è importantissima. È uno strumento fondamentale. È uno strumento perché permette di andare oltre, per quello dicevo prima. Quando noi andiamo oltre ci avviciniamo tanto a quella che è la realtà, perché siamo talmente abituati ogni giorno ai nostri confini, cioè ci alziamo al mattino, dobbiamo lavarci i denti, fare colazione, andare a lavoro, tutta una serie di limiti che abbiamo, però se usiamo come loro possono usare la nostra fantasia, quei limiti non ci sono più e prendiamo il volo. Ecco, allora andiamo a vedere anche questo video per capire bene chi è Moreno Biasi e cosa fa questo artista. Andiamo a vedere il primo video. Vediamo anche il secondo video, vediamo, attacchiamo anche l'altro video. Allora, commentiamo questi primi due video che abbiamo visto. Prego, Biasi. Cioè qua veramente, quando vedo questi video mi riemoziono ogni volta, perché il mio è stato quasi una scommessa, perché fare questa mostra che si chiama Confini, Frontiere e Limiti poteva essere destinata a un pubblico adulto, però sempre dentro di me c'è sempre l'idea che se non riusciamo a seminare su quelle che sono queste piccole menti di questi giovani non andremo da nessuna parte. E allora far capire cos'è l'arte a un ragazzo è fondamentale. All'inizio è un po' difficile perché sono distratti, anche perché parlavo con qualche insegnante, hanno 5 minuti di attenzione, quindi in quei 5 minuti là bisogna essere veloci. Allora io cerco con delle caramelle, con delle cose, con delle storie magari fantastiche, cerco di entrare e far capire cosa sia l'arte. E là è il momento in cui appena riesco mi seguono ed è una roba fantastica, anche perché spiegare cos'è un confine, cos'è l'unicità di una persona, cosa vuol dire l'inclusione,
Cosa vuol dire l'inclusione? Anzi, scoprirla insieme. E pensi che insieme a questi ragazzi abbiamo forse coniato quella che può essere una bella frase che adesso le dico, perché è difficile parlare di inclusione se non si conosce. E allora, insieme a questi ragazzi abbiamo detto che l'inclusione è un bellissimo connubio tra due entità che si guardano poco, l'io e il voi, che con grande rispetto di entrambi, cioè delle due persone, delle due entità, c'è un rispetto reciproco, si uniscono in un grande abbraccio e formano il noi. Questa è l'inclusione, il passaggio da io, voi, all'abbraccio che è il noi. Questa è l'inclusione, però ci vuole tanto rispetto. Abbiamo Rinaldo da Venezia, ciao Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno al tuo ospite. Buongiorno. Quanto quello che riguarda il Carnevale di Venezia, mi sono veneziano. Una volta a Venezia tutti i cestieri facevano il suo carnevale personale, intanto, e che era un'allegria, non era il Disney di adesso, perché non ne era, facevamo il frito e tutte queste organizzazioni veneziane facevano per conto loro, ma però se viveva bene, non che era il casino che era adesso, scusate la frase. Adesso è tutto un business, tutto skate, non è vero, è una roba massa tirata. Miei artisti a Venezia, che ne ho conosciuto tanti, perché lo sapeva a San Barnaba, era il bar degli artisti, e tutti i più grandi artisti, vabbè, si trovava AI, perché faceva i suoi ragionamenti, le sue robe, insomma, era una vivibilità diversa. Adesso che è tutto skate, perché per i veneziani un carnevale così è una tortura, perché da voi Venezia non era così, perché se ti conta la storia di Venezia dal 1950 fin adesso, ma non quella scritta sui libri, quella che ho vissuto da veneziano, perché mi volevo in mercato a Rialto per 70 anni, prima mio papà e adesso che ancora me ne voglio. Ti dico quello che ti vuole di Venezia. Adesso Venezia non c'è più quella una volta. Per esempio, dalla riva del Din, che lo sapeva qualche anno, si vedevi il ponte del Rialto. Adesso non c'è più niente, perché non ti passi neanche più per arrivare lì, perché c'è tutto plateatici, gli ha destato Venezia, gli ha comprato per tutto, gli ha fatto Venezia, per esempio, alla mattina alle 9, con un carrello che ti faceva le consegne, non ti andavi col carro in piazza San Marco. Adesso gli fa di tutto, perché una volta aveva paura che staccassimo i masegni della piazza, no? Adesso gli fa i concerti, gli fa un casino della Madonna, ma non si fa giusto Venezia, se fa giusto chi che viene, Venezia bisogna rispettarla, perché diamo dalla storia anche a chi che viene dopo, Mirella, perché la cosa che ha fatto è che è la foresta fossile più grande d'Europa, perché sotto Venezia c'è tutto alberi, tutto, insomma, Venezia che Venezia bisogna volere bene. Grazie caro Rinaldo, sarà anche come dici tu, ma il mondo va avanti, fortunatamente va avanti Rinaldo, va molto avanti, e vedere tutte quelle persone che affollano questa meravigliosa città che abbiamo anche la fortuna di avere noi a due passi da casa. Bellissimo. Che fanno chilometri e chilometri, sarà anche un altro carnevale, ma io ho visto una bellezza, bellezza veramente, ecco, di gondole, di maschere, di vestiti, di allegria e di persone. Vuol dire, Rinaldo, intaseranno anche le vie, ma ora se non che si sente pronto emo, E allora accolgo il nostro sindaco. Buongiorno sindaco, e siamo con Luca Martello, sindaco di Vigonovo. Buongiorno sindaco, guardi che bene l'ho accolto, guardi che bella mascherina. Cosa dice sindaco? Ha fatto anche lei il carnevale? Noi ce l'avremo il 17 di maggio, perché il carnevale ogni mese vale, e noi l'abbiamo organizzato per il 17 di maggio in notturna, però colgo l'occasione per fare i complimenti al gruppo Cardi Allegorici di Tombelle, che è uno dei due gruppi del nostro comune che allestisce un carro allegorico, e ieri hanno vinto il primo premio a Ponte San Nicolò, alla manifestazione di carnevale che
che organizzano qui i nostri vicini padovani, e il nostro gruppo di tombelle dei carri allegorici ha portato a casa il premio come miglior carro, quindi colgo l'occasione per fare loro i complimenti, visto che si parla di carnevale, oltre che per farli a lei per la maschera bellissima che ho visto. Grazie a Michela Surià, me l'ha lasciata questa creativa, ecco, questa donna meravigliosa che cerca anche lei di portare allegria, bellezza e creatività con i suoi abiti, con le sue maschere. Senta Sindaco, io quello che noto però è che in tutti questi giorni dove appunto si è aperto il carnevale in tanti paesi non c'è stata violenza. Voi andate a vedere sabato e domenica, dove c'erano questi carri mascherati, queste famiglie in allegria, se c'era violenza. Allora forse, Sindaco, dovete fare più festa nei paesi, ecco, cercare di mettere più gente che si può all'esterno delle... Lei mi dica se ho ragione o no. In tutti questi giorni dove c'era il carnevale io non ho sentito, oppure non so, non sono stata attenta, ma penso che anche ecco, il mio ospite dica che anche lui è d'accordo, non c'era violenza. Perché? Perché la folla fa paura, perché la folla ti blocca, la folla ti prende e tu hai paura, perché ti notano, ti fermano. Forse dobbiamo fare più allegria, far partecipare più le persone, vediamo anche con le sagre. Anche nelle sagre, devo dire la verità, a parte qualche raro caso, c'è poca violenza. Forse dovremmo puntare su questo, fare una cittadinanza attiva proprio per cercare, perché ormai veramente non ne possiamo di più tra furti e tutto quello che ha aggressioni. Prego, cosa dice Sindaco? Sicuramente sono occasioni in cui i cittadini possono stare in compagnia, in particolare quello del carnevale coinvolge anche bambini e famiglie, quindi è proprio qualcosa che sicuramente inibisce anche qualsiasi proposito, come dire, poco così, a proposito di chi magari cerca occasioni per esprimere violenza. Io credo che proprio questo sia vero, cioè che anche la violenza e i gesti così di degrado siano determinati da un'incapacità di vivere i nostri territori e di amarli e di sentirli nostri. Quindi le occasioni di festa li rendono più vicini ai nostri cittadini e quindi ogni momento poi dell'anno viene vissuto con più rispetto, sono convinto anch'io. Sentiamo anche il mio ospite cosa ne pensa, Biasi, di quello che ho detto e soprattutto portare veramente l'arte e la bellezza nelle piazze a portata di mano delle famiglie, perché io ho visto che stare all'aperto è un'altra cosa. È vero, ma abbiamo già i musei, abbiamo tutto, perché non incentivare ancora di più proprio con l'arte questa voglia di uscire, partecipare, fare cittadinanza attiva anche nell'uscire, nel vedere? Dirò di più, anzi, complimenti perché non avevo notato il discorso, ma ha ragione il fatto che durante le sagre, le feste, salvo qualche caso particolare, non ci sia disordini, cioè nel senso non ci sia violenza. Questo è verissimo e effettivamente il pensiero mi ha un po' sorpreso perché non ci avevo pensato. Sono d'accordo anche con lei di portare l'arte in strada, cioè al di là di vedere le mostre, ma le faccio un esempio. Quando io ho fatto la mostra, quella all'interno, ho costruito sulla prima sala un muro che delimita proprio i confini del mondo, no? Però era il muro classico, fatto chiaramente in stampa. E a un certo punto vedevo che i ragazzi ci ronzavano intorno ed erano un po' distratti. A un certo punto, sai cos'è che ho fatto? Ho preso una scatola di pastelli e gliel'ho data. Ragazzi, ho bisogno che mi finiate il muro. E l'hanno finita, ma con un divertimento unico. Ecco che è importante, perché secondo me le occasioni di far arte servono a tutti quanti per avvicinarci, soprattutto ai ragazzi, e su questo punto tantissimo il fatto di avvicinare, perché nel tempo ci siamo dimenticati di andare a vedersi una mostra oppure di stare in compagnia. Ma perché? Ad esempio, perché non si va più, non portiamo più i figlioli a vedere una mostra? Anche perché una volta, tanti anni fa, 200-300 anni fa, le mostre che si potevano vedere erano facili, era la chiesa, perché l'arte era solo religiosa, però almeno la gente giorno dopo giorno, anzi domenica dopo domenica, andando a messa si vedeva qualche artista importante, se non altro la cultura, quella che era la cultura, l'arte sacra. Nel tempo però, pian piano, vuoi che non si va più a messa, vuoi per tutta una serie di motivi non si frequentano più le chiese per qualsiasi motivo, pian piano non si guarda più neanche l'arte sacra. Però non andiamo più neanche ai musei, tante volte, soprattutto con quella che viene definita l'arte moderna, l'avanguardia eccetera, siccome pochi la capiscono,
giusto? Perché si va a vedere un quadro che magari non è figurativo, uno si vergogna perché magari sente quello che ha vicino che dice questo qua mi rappresenta il sole al tramonto, facendo tutta una serie di sproloqui, secondo me, e la gente non ha più, quindi non porta neanche più i figli perché non sa spiegare ai figli cosa significa quel quadro, e per cui ci stiamo allontanando. Io che faccio tutto sommato un'arte più semplice, cioè nel senso che l'arte pop, nel senso che io faccio ritratti, ma il mio ritratto è un ritratto, non è che ci sia qualcosa di diverso. Vedo che è più facile accostarli, è più facile far gustare quella che è l'arte, insegnare come guardare una mostra d'arte ai bambini ma anche agli adulti. Ecco che allora se riuscissimo a trainare attraverso arti, anche facendole nelle piazze eccetera, le persone a guardare qualcosa di nuovo, ma anche qualcosa di già fatto, già visto, ma direttamente magari protagonisti nel fare come ho fatto io col muro dentro nella mostra, forse riusciremo a fare qualcosa in più e toglieremo soprattutto i giovani magari da quel vizio di andare sempre col telefonino in mano. E riempiremo le piazze, i borghi, le vie, che è la cosa più bella del mondo. E magari un disegno risolve il discorso magari di una parolaccia. Allora io, anche lo sapete che io dico quello che penso, allora continuano sindaco, poi vorrei sentire anche i miei ospiti, allora dire le colline del Prosecco sono piene di persone, di turisti, non vedo mai nessuno, cioè a Venezia vedo le persone, milioni, centinaia. Io ho colline del Prosecco e dice che non è vero e non vedo mai nessuno. Allora, i numeri bisogna vedere chi li dà e come li danno. Allora, se per cortesia mi spiegano, siccome io ci vado, l'importanza di dare dei numeri seri dove sono queste persone, perché se ci sono io le dovrei vedere o no, Biasi? Perfetto. E penso che queste colline, noi vediamo sempre le colline, non è che vediamo i turisti nelle colline, ci fate vedere allora quelli che danno questi numeri importanti, le persone che, io non dico che non ce ne siano, ma i numeri non tornano. A voi sindaci i numeri tornano? Sindaco, a lei tornano i numeri di turismo, di persone che spendono, abbiamo visto i saldi, ogni persona spenderà 240 euro a testa, dopo abbiamo visto alla fine dei saldi come è andata male o meno anche quest'anno. Prego sindaco, l'importanza dei numeri, ma quelli giusti perché ce no diamo i numeri, prego. Sui numeri il tema è davvero importante perché possono portarci fuori strada e a volte ci possono anche confondere. Per l'esperienza nostra come Riviera del Brenta, che siamo molto molto prossimi a Venezia appunto e a Padova, i numeri, come dire, si intersecano un po' con questi due grosse realtà del turismo. Sicuramente anche le colline del Prosecco, per i numeri che abbiamo avuto modo di vedere anche noi, proprio per confrontare anche un po' la realtà del territorio veneto, sono numeri che diventano anche un riferimento perché effettivamente hanno avuto una crescita molto molto importante. Credo che gli esercenti siano quelli che ci danno il numero più vero e reale, quindi la quantità di gente che si ferma a dormire e la quantità di gente che pranza, che cena nei nostri locali e nei nostri comuni alla fine. Quindi però condivido anch'io quanto sia fondamentale fare una selezione dei numeri, oltre che imparare a leggerli nella maniera più corretta, perché ci sono tanti modi di venire a conoscere i nostri territori e di sicuro riuscire a cogliere quanto già Venezia, nel caso specifico, traini poi per tutto il territorio del Veneto, è sicuramente un modo che ci consente di far conoscere le nostre realtà a persone che arrivano da tutto il mondo per visitare Venezia. Sui numeri però confermo anch'io, è difficile farne una lettura pratica, compiuta e soprattutto efficace e utile perché dipende proprio da quale sia la fonte e come anche la fonte poi vada a identificarli. Ricordo l'anno scorso un appuntamento in cui i numeri che sono stati proposti erano i numeri che derivavano, diciamo, da un'analisi fatta dalla rete, quindi da quante persone, da quanti utenti o potenziali utenti cercano i nomi dei nostri posti, e anche questo è un riferimento in questo caso puramente virtuale, ma che, diciamo, contribuisce in qualche modo a darci dei riferimenti in più.
Grazie Sindaco, no, sa perché lo dico? Beh, per carità, sicuramente venderanno anche tanto vino nel mondo, mi non dico di no, ma che il mondo sia nei colline del Prosecco con un po' di dubbi, Sindaco, questo perché volevo... sono grandi. No, volevo dirlo perché Sono mi sento un po' presa in giro, ha capito? Ecco, siccome a me non piace essere presa in giro, ecco, vorrei vedere questi numeri, che ce li facciano vedere, perché vede, la trasparenza è una cosa importante. Io capisco che cosa avremo, 100 locali, 200 dove vai a dormire e a mangiare. 200 locali secondo qualcuno sono il mondo, cioè non so. Io poi che frequento vedo i nostri che mangiano alla sera, zero assoluto per me, veramente nei chissà, qualcuno dirà cosa c'è da dire a Mirella stamattina, negli agriturismi a pranzo sì, ma sono i nostri, capisce che bisogna anche essere corretti con le persone, perché poi si fa fatica, perché quando io ricevo la telefonata o le telefonate che mi dicono: Sindaco, hai visto Mirella, i ristoranti pieni, gli alberghi pieni, tutto pieno, e io rispondo: ma sapete quanta gente c'è a casa che non ha neanche i soldi per prendersi un gelato? Capisce perché mi danno fastidio questi numeri? Perché so com'è la realtà, e la realtà è un'altra. Abbiamo 6 milioni di poveri, forse anche il governo deve capire di battere un colpo, perché sono famiglie che lavorano e che anche con 2 stipendi non ce la fanno più ad arrivare a fine mese. Noi adesso a Pasqua, grazie al 5 per 1000, daremo degli assegni alle famiglie più bisognose per pagare l'affitto, per pagare la bolletta, perché non ce la fanno più, Sindaco. A lei risulta quello che dice Mirella, o risulta invece che tutti sono a Venezia a far festa, a Cortina, a prendere i biglietti a ruba? Certo, ma quanti siamo, Sindaco? Cioè, capisce che non ci sto? Allora ci diano i numeri esatti, per cortesia, prego, Sindaco. Beh, noi qua in Riviera del Brenta siamo distretto della calzatura e parliamo di una calzatura di lusso, e ciò non significa che la povertà, come dire, poi sia il vero nostro tema, però è anche vero che noi del lusso abbiamo bisogno, delle persone facoltose che acquistano i prodotti che realizziamo abbiamo bisogno, e di persone che dall'estero e dall'Italia vengono a visitare i nostri territori, e ne abbiamo assolutamente bisogno. Quindi è chiaro che sono 2 temi che possono, messi accanto, destare anche un certo, come dire così, fastidio, però è fondamentale distinguere. Non è un reato per chi può permettersi certe realtà, certe soluzioni, anzi è un modo per mantenere i nostri tessuti produttivi, che siano turistici o appunto produttivi, come adesso nel caso nostro di cui portavo l'esempio della calzatura di lusso. Poi a noi sindaci invece e gli operatori che con noi lavorano spetta risolvere e trovare soluzioni per quelle tante, confermo purtroppo, e sempre di più, famiglie e anche persone da sole spesso, perché questa è la cosa più difficile con cui conviviamo, cioè persone anziane, a volte da sole, che non hanno una famiglia e che hanno proprio bisogno di qualcuno, di qualcosa, e grazie al lavoro delle associazioni, delle parrocchie e dei servizi sociali dei comuni riusciamo in qualche modo, cerchiamo in qualche modo di dare risposte, però queste risposte derivano anche proprio da quanto il nostro territorio è produttivo e quindi quante disponibilità poi i comuni possono avere per coprire anche questi bisogni. Guardi Sindaco, io spero lei abbia molta fortuna, però io 15 giorni fa, proprio sabato, ero al Fondaco a Venezia, il Tempio del Lusso, e se avessi visto una persona dentro che acquistava, devo dire, lo direi, non c'era nessuno che acquistava. Molti che guardavano, che sognavano, sì, perché come si fa a non sognare quando entri nel Tempio del Lusso? Ma che avessero i soldi per comprare la borsetta a 4.000 euro, grande così, e la scarpa, come dice lei, cioè tanti sospiri, tanta voglia, ma che è scarsea. Okay. Allora questo mi fa molto pensare che forse anche il lusso sta, e i numeri sono numeri, perché è quello, sta scendendo, sta calando, anche perché poi vorrei capire il Medi, qual è il vero Medi? Made in Italy, made in Cina, lei sorride e mi viene da piangere. Pensi Sindaco, che lo dicevo ancora, penso 30 anni fa, avevo chiesto proprio al presidente, che era ancora presidente Zaia, era presidente della regione, non ancora egli era presidente della regione, perché avevo visto i primi negozi con iscritti vetro cinese. Ho detto, ma come, sono San Marco?
a due passi con Burano e Murano e mi vedo i merletti e i vetri cinesi, 40 anni fa, 30, sindaco, no, ieri, E io piccolina chiedevo, ma cosa sia sta roba qua che a due passi? Come si fa a San Marco a mettere questi negozi? Capisce che la via della seta, parlarne sarebbe meglio, è molto lunga e forse con molti punti di domanda. L'arte e il lusso? Cosa dice? L'arte è un lusso? L'arte è un lusso. È una bella domanda anche questa. L'arte poteva essere un lusso, viene considerata un lusso anche perché tante volte gli artisti mascherano quella che è l'arte con il lusso. E c'è una storia che poi è anche successa veramente, non so se qualcuno poi mi denuncerà, però insomma è una storia abbastanza nota. Allora, gli artisti è difficilissimo che possano avere successo nel tempo, soprattutto da vivi, e quindi si ingegnano in qualche modo. Uno di questi è stato fortissimo. Cos'è che ha fatto? Si chiama Hirsch. Ha preso un teschio e l'ha riempito di brillanti. E cos'è che ha fatto? È andato su una casa d'asta importante e ha deciso di venderlo. 100 milioni di sterline. A un certo punto qualcuno l'ha comprato. Chiaramente il mondo si è mosso perché pochi conoscevano questo personaggio. Ma chi è questo qua? Salvador Dalì vale meno, cioè Picasso ancora meno. Sì, voglio dire, chi è sto qua? 100 milioni di euro, cioè un teschio pieno di brillanti. Cosa era successo? E dopo nel tempo si è visto. No, anzi, finisco. Quindi nessuno sa chi l'ha comprato. Lo dico sottovoce, era lui che si era autocomprato quel teschio. Perché? Perché voleva diventare famoso e non aveva gli strumenti per farlo. Va la seconda volta in asta, quel teschio là viene venduto per il doppio. Quindi un successone, quindi questo personaggio, Hirsch, che è stato anche a Venezia a fare alcune mostre, è diventato improvvisamente molto più importante di quelli che sono i pittori conosciuti che valgono molti soldi. Ecco il discorso del lusso. Ma allora io prendo il teschio perché mi piace, perché è un'opera che mi dice qualcosa o perché qualcuno l'ha comprato a un prezzo fuori misura e anch'io voglio far parte di quel giro là? Ecco cosa vuol dire. Piuttosto preferirei, e questo lo dico sinceramente, che fossero accolti i pittori, i giovani pittori, non per quello che potrebbero rappresentare un domani come quotazione, ma per quello che quel quadro emoziona. È come dire, io apro la finestra, e questo lo dico ai giovani, perché non sanno magari come si fa ad affrontare una mostra, no? E gli dico sempre, allora immaginatevi di essere a casa vostra e avete una finestra che dà sull'esterno. Bene, a un certo punto questa finestra diventa opaca, quindi non vedete fuori, però la aprite, vedete il sole e magari siete contenti, ecco, la richiudete, la riaprite e vedete il brutto tempo e dite, oh, che brutto, ecco, cos'è che avete fatto? Avete messo in moto il vostro cuore, cioè sapete... E anche il cervello. Il cervello, e sapete se quello è bello, ma anche un quadro funziona così, il bello è perché è bello, non perché qualcun altro vi dice che sia bello, dopo magari potrete andare in cerca di chi è quell'autore. Anche perché ognuno di noi vede il bello che vuole, cioè non è che per forza... Ecco, ma è aprire il cuore, l'arte è aprire il cuore. Renato da Chioggia, ciao Renato. Buongiorno signora Mirella, complimenti sempre alla sua strepitosa trasmissione che ci dà l'opportunità anche di parlare a noi popolino. Ha appena detto lei, ognuno vede il bello che vuole. Sì, io voglio capire una cosa, 1 su 1000 ce la fa a capire certi quadri. È astratto, non è astratto? Apro una parentesi. E sulla moda sovvenzionata è il cinema sovvenzionato, quanti soldi vanno spesi per il cinema e quanto torna di ritorno di quelle cose. Ecco, questa è una parentesi che magari le sue persone là presenti, le vedo molto preparate, potranno darci una risposta. Una parentesi. Di quelle persone che sono andate a Venezia, che stanno andando a Venezia, bravi ad andare, perché bisogna dire le cose. Arrivare a Venezia, io che ci vado tutte le notti al mercato ittico, di notte si può arrivare, ma di giorno è un'impresa. I droni non sono ancora validi per andarci, perciò treno, macchine a nastro sul Ponte delle Libertà, parcheggi a trovarli.
bisogna dare un premio. E apro una parentesi, cosa hanno capito quelli che sono andati a Venezia, di una città come Venezia, che solo uno storico può raccontare? Ci vorrebbero i storici che dicono alle persone che arrivano magari a gruppi: questa è la capitale, 1100 anni di Repubblica, più della Repubblica Romana, e qui mi fermo, signora, viva San Marco. Buongiorno signora. Grazie caro Renato della telefonata e anche di quello che hai detto della trasmissione. Siete voi che fate poi la trasmissione oltretutto. Adesso dobbiamo andare assolutamente in pubblicità. Una comunità di famiglie che a Gino Cecchettini e ai suoi figli si è stretta forte dal novembre 2023, quella di Vigonovo, che aveva adottato anche la sua solare mamma, la nonna di Giulia, Carla Gatto. La notizia della sua scomparsa è arrivata come un fulmine a ciel sereno in paese. La villetta bianca con i fiocchi rossi è chiusa e silenziosa. Chi passa rivolge un pensiero e una preghiera. La vita è questa, non lo possiamo mai sapere cosa ci succederà. Un po' sfortunato quest'uomo, purtroppo capita a tutti. Sfortunata certamente, specialmente da parte di Gino. Una bella persona Gino. Sì. Gentile. Sempre senza sbilanciarsi in politica oppure anche con la giustizia. A Gino Cecchettini, ai due figli e al fratello di quest'ultimo si stringe anche il cognato e lo zio materno di Giulia, Andrea Camerotto, che non rilascia dichiarazioni al microfono ma ci racconta l'ultimo incontro a Natale. Si sentiva stanca la signora Carla. Mamma e nonna aveva vissuto a fianco del figlio un dramma e un dolore indescrivibili. Mamma e nonna Carla era molto amata anche nel paese dove il figlio viveva. Ci troviamo ad esprimere in questo momento di dolore le nostre condoglianze, la nostra solidarietà a Gino e alla famiglia Cecchettin per la perdita della mamma, della nonna Carla. È una persona che abbiamo imparato a conoscere con tutta la sua forza e auguriamo proprio a Gino e alla sua famiglia di poter contare sull'esempio e sulla forza di Carla per superare questo momento di lutto e di dolore. Un grande abbraccio alla famiglia Cecchettin, in particolare a Gino, che ho avuto la fortuna di conoscere a Villa Margherita. Però quello che vorrei capire, Sindaco, cosa sta succedendo, perché il dopo Giulia sono numeri che veramente lasciano veramente un segno incredibile. Cosa sta succedendo in molte menti, soprattutto la sicurezza. Noi non sappiamo più come difenderci, ecco, oltre ai femminicidi, come ho detto prima, le rapine, le aggressioni, i furti, e soprattutto sono coinvolti anche i paesi dove vivono questi ragazzi, queste famiglie. Abbiamo sentito le interviste, sono persone di buon senso che capiscono il dramma, ma soprattutto capire, ecco, cos'è la brutalità e la rabbia, come difendersi, perché veramente se qui non li fermiamo, questi qua, non so, e sono bande che vengono dall'est, è inutile che vengono a raccontarmela. E ho detto, abbiamo i fucili puntati su quelli che arrivano qui sui barconi che non hanno neanche gli occhi da piangere, e queste bande dall'est arrivano, mettono a fuoco e fiamme i paesi, se ne tornano nel silenzio assoluto, entrano tutte le ore. Ed è da avere anche paura, perché questi, non sai, chi arriva col cortei do sentime, questi arriva qui Kalashnikov. Abbiamo visto recentemente gli assalti che abbiamo avuto nei paesi. Allora, cos'è la sicurezza per un sindaco al giorno d'oggi con la coperta cortissima che avete, Sindaco Martello? La sicurezza è sicuramente per noi, con la coperta corta, il tentativo di cercare di avvicinare le coperte. In che senso? Sfrutto così l'esempio della coperta. Noi possiamo contare su donne e uomini che il nostro territorio lo presidiano, e parlo delle forze dell'ordine che davvero non posso che testimoniare come facciano un lavoro fondamentale. Quindi riuscire con la polizia locale, nel caso nostro diretto delle attività comunali, riuscire a mettere, come dire, in coordinamento il più possibile, avvicinare il più possibile
queste realtà che nascono e devono mantenersi comunque distinte, ma che avendo tanti punti di contatto e in comune devono saper interagire al meglio tra di loro. È uno degli impegni che noi ci siamo presi e che stiamo portando avanti con i carabinieri in particolare, appunto con la polizia locale, ma con tutte le forze dell'ordine, con l'impegno della prefettura in questo senso. Quindi implementare gli strumenti in dotazione appunto alle forze armate, alle forze dell'ordine è come dire, il modo con cui cerchiamo di dare risposte concrete. Però confermo anch'io come sia difficile tanto per come dire, la difficoltà di intercettare questi fenomeni e al tempo stesso poi anche con la forza con cui si riesce a dare una risposta dopo l'eventuale arresto, dopo l'eventuale appunto individuazione degli interessati, riuscire poi a dare risposte in termini di giustizia che siano altrettanto efficaci e su questo credo che chi come me insomma si occupa di amministrazione, chi magari a livelli più alti può aiutarci con norme e strumenti anche proprio normativi, mettere nelle condizioni queste donne e questi uomini delle forze dell'ordine di avere una filiera come dire di giustizia che arriva al suo compimento poi anche grazie al loro lavoro, ma anche poi con sentenze e con pene che siano effettivamente efficaci. Sì, perché al momento veramente queste pene non le abbiamo i carceri strapieni, perciò anche se arrestano poi vedete dopo 3 ore sono già fuori tranquillamente o sono agli arresti domiciliari con dei reati gravissimi. Ma Sindaco, non sarebbe il caso di impiegare quegli eserciti che abbiamo come una volta si facevano le ronde? Una volta avevamo queste camionette che giravano, eravamo in democrazia, mi sembra che non sia cambiato più di tanto, eppure alla sera giravano queste camionette e c'erano questi militari che controllavano il territorio, dicevano per vedere se i soldati erano rientrati, intanto noi li vedevamo. Possibile che non riusciamo a fare un passo in più e allora ci mettono davanti la burocrazia, i soldi? Però dove vogliono la burocrazia la superano, e cito ad esempio il ponte Morandi, che di burocrazia se avessero voluto non sarebbe neppure iniziato a essere rimesso in piedi. Eppure perché non si vuole superare la burocrazia con la sicurezza? Lei sindaco alla politica, ecco, spieghiamo anche da che parte sta politicamente, magari per chi non lo conosce, sindaco Martello. Io personalmente appunto faccio parte di un gruppo, di una lista civica che abbiamo costituito qui a Viganovo e da questo punto di vista devo riconoscere che ci sia una trasversalità per certi versi di vedute su questi temi. Io posso testimoniare personalmente in maniera diretta come ad esempio sul tema della videosorveglianza sia molto molto complesso riuscire ad usare strumenti appunto che sono tecnologicamente molto evoluti che però devono saper porsi appunto nel mezzo tra quella che è la privacy e al tempo stesso la trasparenza poi del tutto. Quindi ci si trova come dire in una controfase per cui tanti strumenti che abbiamo e che ci sono potrebbero come dire essere la versione evoluta anche di quelle ronde che magari una volta si vedevano, ma anche pagandoli, finanziandoli e installandoli, poi nel momento in cui si vanno ad utilizzare portano con sé tutta quella che è una tipicità probabilmente tutta nostra di renderci, nonostante con le prove in mano, come dire, anche nelle condizioni di dover tenerle nel cassetto, perché dal punto di vista appunto degli aspetti normativi la strada si complica sempre un po' e si complica purtroppo a scapito dei nostri cittadini perché poi il tema della sicurezza viene vissuto e sentito in maniera molto molto diretta. Sono tanti gli anziani che vivono nei nostri territori e sono quindi particolarmente vulnerabili da questo punto di vista e sarebbe un modo per dare anche a loro quella serenità che effettivamente meritano per l'età che hanno.
Anche perché mi sembra che questi militari siano pagati, visto che vediamo che fanno anche le esercitazioni, magari esercitarsi anche a girare il territorio, non solo di notte ma anche di giorno non farebbe male. Io penso che abbiamo degli strumenti, il problema è che dividi e ti impera, Sindaco, io la penso così ultimamente, non c'è niente da fare, mettiamo uno contro l'altro così io mi becco i voti, perché la paura regna sovrana. La paura fa paura anche l'arte, perché si investe poco, eppure abbiamo visto anche Venezia, ma non solo Venezia, le maggiori città italiane, ma i borghi come sono visitati, ecco la gente che richiede le mostre, code per entrare, adesso si riesce a trovare qualcosa di più aperto rispetto a una volta era tomba, ma abbiamo ancora musei che chiudono alle 17 a Venezia, se non sbaglio. Ecco, noi sembra che forse anche il mondo del volontariato dovrebbe fare più rete, unire di più, perché abbiamo gli strumenti per dare, per esserci, ma non ci vogliono. Dobbiamo essere divisi perché, ripeto, dividi e ti impera. Prego. No, io spero proprio di no, perché vorrebbe dire tornare indietro di tanti anni, però l'evidenza dei fatti potrebbe essere questa. Io ogni tanto ho mio figlio che lavora a Londra ormai da più di 10 anni e un paio di volte all'anno vado solo a trovarlo. E siccome sono appassionato d'arte vado a vedere quelli che sono i musei. Uno dei musei a cui non manco mai è la Tate Modern. E là secondo me effettivamente ci hanno visto bene. Hanno visto lungo. Molto lungo, a parte che è bellissima. Ma oltretutto cosa succede? Che vengono accolti i giovani, vengono accolti tutti e ci sono delle sale dove la gente può anche disegnare, i ragazzi sono portati per mano, cioè questo è il bello e ci sono tanti volontari che aiutano. Anch'io una volta mi sono offerto perché ho visto una fila di gente, ho chiesto, ho parlato un po' in inglese, guarda stanno raccogliendo un po' di volontari perché ci sarà una mostra, hanno bisogno di persone per raccogliere i ragazzi. Ecco il fatto del volontariato, quant'è e com'è importante. Poi qua in Italia che noi abbiamo, voglio dire, tutta la penisola lunga, piena di musei, ma non solo musei, ma anche le chiese, dei chiostri che possiamo andare a vedere. Parlava prima delle colline, basta andare qua da noi a Follina, cioè, ci sono delle meraviglie che dico sono quasi naturali. Novesiani ma vive sta a poco tempo fa, a Novesiani neanche al barberto, cioè una roba grande, neanche al bar aperto, no, ecco. Si apre alle ore 18:30, ecco, guarda che non vede nessuno. Ho buttato un po' di benzina sul fuoco, ma non era la mia intenzione, era solo per dire questo. E abbiamo un cimitero importante a Follina. Ecco, e anche poche risorse per l'arte. Vi dico io, ma questo non voglio sottolineare niente di negativo su quello che sto facendo, perché come lo dico ai miei amici, che qualcuno mi ha dato anche una mano, la mostra che io sono fatto, ci ho impiegato le mie risorse, che sono la liquidazione di quando sono andato in pensione. Adesso sono in pensione, non si vede, ma scherzo dai. E ora io mi autofinanziamento. Autofinanziamento, anche se devo dire che qualche amico mi ha dato una mano perché ha capito insomma che la mostra è costosa. Ma la mostra io non la faccio per vendere, io non faccio pagare il biglietto per entrata. Nessuna delle mie mostre, sono andato a Venezia, ho sempre pagata di tasca mia. E quando ho chiesto a qualcuno che magari se c'era qualche fondo, qualcosa, solitamente la risposta è no, abbiamo già finito, eccetera. Ma oltretutto, una roba che mi ha fatto capire tante cose, ho chiesto di fare una mostra su un museo. E per me era una cosa normale. E sapete cosa mi è stato risposto? Perché mi ha fatto sorridere. Mi guarda, la persona che seguiva questa istituzione in maniera seria, composta, mi fa: guardi, sul museo noi esponiamo solo le persone morte. Cioè, una risposta del genere, cioè ho detto, mi sono, come so dire, ho fatto un gesto di speranza. Facciamo vedere noi le mostre, andiamo a vedere il terzo video di Biasi, andiamo a vedere robe da non credere, andiamo a vedere. Ma...
Allora, vediamo questi bellissimi ritratti. Biasi, cosa stiamo vedendo? Prego. Allora, stiamo vedendo la mostra è divisa in 3 stanze. Intanto il titolo è Confini, frontiere e limiti. La prima stanza rappresenta quelli che sono i confini fisici. I confini dove da una parte un muro, quindi, dove da una parte c'è gente che sta bene e dall'altra parte gente che sta male. Gente che ha necessità di avere un documento per passare e passa, gente che non ha nessun documento e non passa, forse resta là e forse qualcuno, ben che gli vada, forse magari la colpisce in maniera violenta. E questo è il primo confine. Alle pareti che ho messo le persone che hanno costruito questi muri oppure demoliti. Potrete vedere Kennedy e Khrushchev, il muro ad esempio quindi di Berlino, il muro che c'è tra cioè le persone che hanno costruito il muro tra Messico e Stati Uniti, quello che c'è tra Ceuta e Melilla, sono 12 km e faccio sempre un esempio perché tante volte ci dimentichiamo. Da qua a Treviso ci sono, da San Biagio a Treviso ci sono circa 12 km da fare, volendo si può fare anche in piedi, in 2 ore ci si arriva. Tenete presente che il muro che divide il Marocco dalla Spagna, queste 2 città, è quello che è lungo 12 km, quindi cosa farete voi? Mi metto e vado verso Treviso e ho sempre sto muro che divide le popolazioni e la gente fino a Treviso, alto 6 metri. È costato circa 30 milioni di euro. Chi è che l'ha pagato? La Comunità Europea. Questo è il punto. E continuiamo a dire che i muri servono. Probabilmente serviranno anche, ma forse bisogna fare un po' di più cultura. Bisogna aiutare la gente a crescere, a non usare la violenza e a far sì che le cose si sistemino con tanta diplomazia. So che è difficile, so che tante volte basterebbe dire batto il pugno sul tavolo e risolvo, ma non è questa la soluzione. E questa è la prima stanza. La seconda stanza c'è un altro brutto muro, questa che vedete è in sostanza la prima stanza. Anche la morte e la vita e anche la violenza, vedete, ecco. La seconda stanza, ecco il muro, questo è il muro che se venite adesso è tutto dipinto dai ragazzi perché ho fatto dipingere i ragazzi. All'interno allora, diciamo che dove si trova questa mostra? San Biagio di Callalta, qua vicino, in centro, dove ci sono le vecchie scuole elementari, Escolè, ed è questo ringrazio il comune, il sindaco, la sindaca Valentina Pillon, Elena Pagotto che è l'assessore alla cultura che mi hanno permesso di fare questa mostra. Diciamo anche l'orario quando è aperta? Allora è aperta dal venerdì pomeriggio dalle 4 alle 7, sabato e domenica dalle 10 alle 12:30, 16-19. Durante la settimana sto accogliendo tanti giovani, sono circa 400 che ho già accolto, 400 giovani delle scuole, e questo lo faccio durante la settimana. Se magari volete qualche visita guidata personale, basta che mi telefoniate e ve la faccio fare. Sempre presente. Quello che mi interessa Moreno è il messaggio. Biasi sempre presente. Quello che mi interessa è il messaggio. Allora andiamo a vedere anche l'arte nell'operare, perché abbiamo delle eccellenze nel territorio meravigliose. Andiamo a vedere questo trapianto di fegato proprio fatto a Vigonovo. Andiamo a sentire e a vedere. Per Lorenzo Baliello il 29 luglio 2021 è la data della rinascita. Dopo una prima chiamata e il ritorno a casa per incompatibilità dell'organo, nelle sale operatorie dell'equipe dei trapianti epatobiliari dell'azienda ospedaliera di Padova, Lorenzo è tornato a vivere. La sua testimonianza in un'occasione festosa alla Sagra di Vigonovo, il paese dove vive, è un segno di speranza. Dopo 18 anni di convivenza con una rara malattia epatica degenerativa, la colangite sclerosante primitiva, per Baliello, sposato e padre di un ragazzo, il trapianto è stata l'unica via. Dall'intervento e grazie al suo angelo donatore, un ragazzo di 17 anni, nonostante 2 piccole crisi di rigetto e tanti farmaci, Lorenzo Baliello, testimonial e socio AIDO, è tornato a una vita quasi normale e dopo aver ottenuto il certificato di idoneità agonistica a febbraio scorso ha partecipato, unico atleta trapiantato tra 1000 atleti arrivati da tutta Europa, alla Gran Fondo Internazionale di Sci da 37 km da Dobbiaco a Cortina. Allora, Sindaco Martello, ecco, io veramente le devo dire grazie per aver capito che l'importanza della Sagra non è solo mangiare, bere, divertirsi, stare in compagnia, ma conoscere anche quello che succede nel territorio, queste persone che ci mettono la faccia, che hanno voglia di dire io sono vivo, ce l'abbiamo fatta. Io sabato ho avuto un ragazzo operato al cervello, penso una delle pochissime operazioni a livello mondiale, eppure la voglia di vivere, ecco, avercela fatta, riuscire a capire l'importanza di esserci, e veramente le devo dire grazie per questa
per capire che forse la sagra serve anche a conoscere la realtà del territorio, chi sei, cosa vuoi, cosa puoi fare anche tu. Prego Sindaco, la donazione ad esempio, prego, bravo Sindaco. Grazie, ringrazio gli organizzatori anche della sagra dello street food che di Vigo Novo Street Food Festival che hanno aperto, come dire, a questo modo per conoscerci, ma soprattutto mi ritengo fortunato perché oggi è proprio il compleanno, se non ho visto male, di Lorenzo, quindi allora facciamo gli auguri a Lorenzo, auguri Lorenzo da tutti noi. Lui è impegnato in questo inverno davvero in maniera massiccia ed è una persona che noi non possiamo che ringraziare perché sta portando ovunque il verbo della donazione di organi, continua a fare appunto attività sportiva e ovunque lui sta andando sta portando appunto con sé l'impegno di testimoniare la sua esperienza e appunto anche l'importanza di donare gli organi come Aido fa da tanti anni qui a Vigo Novo e adesso da qualche anno assieme anche a Lorenzo Baliello. Allora bisogna continuare, Sindaco, e questo anche il percorso, perché siamo molto scarsi ancora come informazione sul donare, l'importanza del dono. Io l'Aido l'ho avuto anche la scorsa settimana, ma io invito sempre tutte le associazioni per far capire l'importanza della donazione. E forse ecco, le sagre servono anche a questo, dove hai tanta gente, puoi informare, puoi far vedere, guardate che sono fondamentali. Come ci saluta, Sindaco? Io vi saluto oggi qua, vi saluto dal nostro mercato di Vigo Novo. Il lunedì a Vigo Novo è un giorno speciale. Fermo Sindaco, cosa vuol dire Vigo Novo? Perché si chiama Vigo Novo? Test che faccio a tutti i sindaci. Vuol dire luogo nuovo. Vigo Novo significa appunto ha nel suo nome proprio la modernità, la costante modernità di doversi rinnovare. Quindi per mantenersi nuovo deve sempre inventarsi soluzioni nuove. Una cosa invece che è molto molto vecchia qui, appunto come stavo dicendo, è proprio il nostro mercato, perché sono centinaia di anni che lunedì mattina qui è un momento di incontro e pensavo prima quando si citavano le manifestazioni, è una manifestazione costante, ogni lunedì ci sono più di 70-80 banchi che consentono appunto ai vigonovesi e non solo di fare acquisti e al tempo stesso di incontrarsi e questa è la cosa con cui vi saluto, perché è una delle cose di cui siamo più orgogliosi qui a Vigo Novo, il nostro mercato, ed essendo lunedì non posso che fare pubblicità a questo centro commerciale all'aperto, come lo chiamiamo noi, che abbiamo in Piazza Marconi e lungo via Padova. Che sono bellissimi, questi mercati sono veramente, ancora si riescono a tenere, perché anche là cominciamo a vedere delle cose strane, perciò bisogna tenere duro e cercare di puntare sulla nostra tipicità, perché la nostra storia è fatta anche di mercati rionali tradizionali. Grazie a Luca Martello, promosso sindaco di Vigo Novo, grazie a Moreno Biasi, artista, pubblicità. Mi fai morire. Saluto con questa bella maschera il già generale dei Carabinieri Forestali in Riserva Isidoro Furlan e saluto anche
veterinario e artista Renzo Piccin. Eccoli qua, buongiorno. Buongiorno. Mi fa un po' di paura. Fa paura, io faccio sempre paura, generale. Tutti temono la Mirelluccia. Buongiorno. Allora, generale, io so che lei questa mattina dirà e farà vedere in anteprima una cosa bellissima, perché parlerà ai nostri bambini, ai nostri ragazzi, alla futura generazione. Cosa ci ha portato, generale? In anteprima, le avventure di Silvano, è la mascotte dell'Arma dei Carabinieri Forestali, per cui non è ancora uscita. La facciamo vedere perché è edizione Arma dei Carabinieri, sono 50 tavolette dipinte da Silvano, che è un nostro dipendente che lavora ai Carabinieri Forestali a Castel di Sangro, un bravo pittore, scrittore e naturalista, perché lui è veramente un piccolo genio. E ogni tavoletta è una lezione ambientale per tutti gli studenti. L'Arma però non lo regala, perché vuole che si acquisti il libro a 15 euro. Andranno alle scuole, ma solo a pagamento. Andrà alle scuole questo libro a solo a pagamento. Allora, cominciamo. Tanto io lo sfoglio perché merita, perché veramente sono delle immagini bellissime. È la nostra sono mascotte. Veramente bellissime, però mi intriga un carabiniere molto speciale. Allora, generale, cosa vuol dire essere un carabiniere molto speciale? Vuol dire che l'Arma è articolata su tantissime cose. Partiamo dai NAS, per dire il più importante, fino ad arrivare ai Carabinieri Forestali, che adesso sono su tutto il territorio e sono chiamati nuclei dell'Arma dei Carabinieri Forestali. Nuclei. E siamo su tutto il territorio alpino o pedemontano. Noi in città non ci siamo molto, ma i Carabinieri Forestali sono nell'approssimarsi della montagna, vicino alle colline, vicino ai fiumi, dove c'è da salvaguardare l'ambiente. Allora abbiamo Adriana da Vigo Novo. Ciao Adriana. Ciao Mirella, grazie di avermi consentito di parlare. Prego. Ascolta un attimo. Allora, pensavo che parlassi di medicina, che ho visto il sindaco di Vigo Novo. E niente, volevo chiederti, tu che sai un sacco di robe, e se io vado a chiedere sono sempre una povera ignorante, volevo sapere dove sta la verità. Allora, volevo dirti solo una cosa. Io ho cambiato medico da poco e io ho sempre preso un protettore gastrico, sempre, da 8 anni. Questo medico me l'ha cambiato. Io ho chiesto il mio, quello che prendo sempre, e in ultima mi ha detto che se voglio quel farmaco là che è l'originale, cioè mi viene così da dirti, mi ha detto che me lo compri. Cosa devo fare? Vado all'USL, cosa devo fare? Aiutami, ti prego. Allora, c'è i diritti dell'ammalato, c'è questa associazione molto importante alla quale tu puoi rivolgerti, guarda su internet oppure fatti insegnare da qualcuno e chiedi cosa devi fare, perché io non so darti risposta, non me ne intendo, non è il mio lavoro, però so che ci sono i diritti dell'ammalato e penso che voi tutti dovete sapere quello che vi aspetta di diritto, perché non dovete chiamare, a mio avviso, per queste cose, anche se hai fatto bene per capire la difficoltà che fate a capire. Dovrebbe essere il medico di fiducia, perché è là apposta, sì, dovrebbe essere lui a indirizzarvi, a farvi capire perché sì e perché no. La Mirella può solo ascoltarvi e dire che se questo medico non ti dà risposta, rivolgerti ai diritti dell'ammalato, perché sono nati apposta. Grazie Adriana. Allora, continuiamo invece, visto che parliamo di medici, abbiamo un veterinario e abbiamo questo ospite graditissimo che è Renzo Piccin, che poi è anche un artista, vedrete, perché mi ha fatto una sorpresa anche questa mattina.
Allora, come stanno le cose? Paura dei lupi, paura delle nutrie, sono troppe. Noi abbiamo tanta paura. E la prima cosa che sentiamo è uccidere. Ecco, la prima cosa, gli orsi fanno paura. La prima cosa che si sente, invece di dire bisogna mettere una cartellonistica importante, far capire i percorsi, far capire tante cose e di non aver paura, perché ormai la gente ha paura di uscire, di andare nei boschi dappertutto, perché chissà il cappuccetto rosso di vento e il lupo è dietro l'angolo. Allora, com'è la situazione, PC? Comunque funziona così, la paura è una cosa incontrollabile e ci fa fare dei comportamenti, come per esempio anche con le persone, non c'entra niente, parliamo di animali, ma abbiamo paura di uscire anche per le strade. Cosa facciamo? Uccidiamo tutti gli extracomunitari? È la cosa più semplice. Anche perché i femminicidi non sono quasi tutti fatti dagli extracomunitari. Allora funziona così, che è molto più semplice andare per strade dirette e uccidere. Invece sarebbe auspicabile, visto che ormai abbiamo una certa preparazione anche culturale, di prendere delle strade più tortuose, però più efficaci e anche più moralmente accettabili. È difficile perché bisogna imparare a convivere con certi animali e non è semplice. Perché le ho fatto questa domanda, Piccin? Perché questo libro serve proprio a questo, a prevenire. E per prevenire devi conoscere, perché se io non conosco, ascolto quello che grida più forte, che magari mi mette paura e non esco più di casa, non vado più a visitare il bosco, perché chissà, come ripeto, cosa incontrerà. Perciò la prevenzione è fatta anche nella conoscenza, soprattutto anche nelle scuole. Generale, perché ha deciso di fare questo? Ho visto quando ho detto extracomunitari, femminicidi sono fatti da italiani, che mi ha guardato un po' strano, perché io osservo, lui pensava che io non l'avesse notato, ma l'ho notato, come ha detto, cosa sta dicendo la Mirella, l'ho detto perché i numeri in generale. La Mirella è bravissima a mettere gli uomini in imbarazzo. Ascolti, il problema è molto serio. Qui in forma sotto l'aspetto del disegno vengono descritte 50 situazioni che ci possiamo trovare nel bosco e nell'ambiente, come comportarci, cosa fare, dal morso della vipera all'incontro con il lupo, all'incontro con l'orso, all'incontro con una puntura di una vespa. Cioè sono cose, guardi, che oggi il nostro, direi, veterinario, perché prima era nel Corpo Forestale dello Stato, adesso collabora anche con i carabinieri, pensi che dovrebbe anche descriverci sulla peste suina, che è un altro argomento che noi è 3 anni, 4 anni nei convegni che facciamo, che ne parliamo. Adesso che sta diventando quasi una tragedia, non ci si accorge di questo grande problema. Guardi che se la peste suina aumenta e va avanti e inquina tutti i nostri allevamenti, è un settore micidiale che chiudono tutti i prosciutti, chiudono tutte le nostre vendite, per cui è veramente un danno spaventoso e speriamo che non accada questo. Piccin, allora molte volte sentiamo anche le prediche, bisogna mangiare sano, bisogna mangiare buono, bisogna che vi rendiate conto che dovete spendere di più per acquistare del cibo buono. Io ho un banco solidale. Abbiamo 6 milioni di poveri in Italia, perciò penso che siano numeri che fanno riflettere. Cosa vuol dire mangiare sano? No, perché mi viene con la peste suina, l'abbiamo sentito, l'aviaria, abbiamo di tutto e di più, però continuiamo a mangiare. Quello che però vorrei sapere da lei, Piccin, quando ritirano un prodotto che è già stato messo nel commercio, cioè io l'ho già mangiato e adesso viene ritirato. Allora ci spiega un po' come funziona sta roba che non mi entra, perché in Italia abbiamo i controlli più ferri che possono esserci e poi vediamo. Sì, comunque dobbiamo dire che abbiamo un servizio sanitario nazionale. Lo spieghi bene? Sì, che funziona molto bene. Esistono proprio dei servizi veterinari che vanno a controllare capillarmente tutti gli allevamenti e anche tutti i sottoprodotti, i sottoprodotti che devono essere gestiti in maniera corretta. Il discorso che metteva in evidenza il generale prima della peste suina africana è una forma virale che per fortuna non prende l'uomo, però
come peste, se noi abbiamo reminiscenze del Manzoni che ci ha raccontato la peste, del Decamerone che ci raccontava la peste, quando entra una malattia, che la chiamo proprio in termine proprio pratico, peste, è una forma virale, e lì siamo nella peste, perché con questa malattia qua è molto molto diffusa. Ho parlato prima dei controlli dei sottoprodotti. Se questa malattia qua viene endemica, cioè se è una malattia che prende suini e cinghiali, prende suini e cinghiali, non prende l'uomo, ribadisco che non è una zoonosi, cioè non meglio prende l'uomo. chiarirlo, fa bene, dottor Piccini. Però se noi non facciamo un'attenzione a quello che può essere appunto la malattia, se noi vedessimo cinghiali per strada, che bello, bisogna stare attenti, perché il cinghiale lì magari ha dei comportamenti anomali, magari sta male, troviamo un cinghiale, questo qua è bene dirlo anche per televisione, che tutti noi siamo interessati. Ci sono i servizi sanitari che vanno interpellati immediatamente, ma anche il turista che va per bosco deve segnalare certe situazioni anomale. È quello che è da ribadire, che questo libro qui serve proprio anche per comportarsi in maniera corretta nei boschi. Perché c'è l'illustrazione, ma poi c'è anche la spiegazione, dove tu riesci a capire in generale quello che stai vedendo, anche come puoi fare anche tu qualcosa e prevenire. Prego, generale. Perché c'è il nostro veterinario che, se si ricorda, la peste suina non è pericolosa per l'uomo, però la rabbia, se tu la contrai e viene morsicato da una volpe o da un animale, la rabbia per l'uomo è mortale, si attacca il cervello. Mi conferma, signor veterinario? Io confermo che ci sono delle statistiche che nel mondo hanno preso magari Africa, India, paesi sottosviluppati che non hanno un controllo come da noi, e ci sono più di 50.000 persone che muoiono l'anno di rabbia. Pensate, Noi, sentite che per numeri. fortuna non abbiamo qui, non abbiamo l'idea corretta della malattia, della pericolosità. Però se arriva la rabbia nel territorio dobbiamo bloccare tutti gli animali che possono portare la rabbia. Il discorso della peste suina, dobbiamo controllare tutti i suini e i cinghiali che portano la malattia, dobbiamo controllare tutti gli animali che potrebbero portare rabbia, e sono tutti carnivori, che possono trasmettere con la saliva, col morso della saliva, la malattia anche all'uomo, e muore di rabbia. Non ci rendiamo conto, perché ringraziando il Dio non abbiamo questo pericolo. Però nel 2009, che sono stati dei casi di volpi rabidi, sono arrivati dall'est, qui nel nord-est, la regione Friuli, Trentino, Alto Adige e la provincia di Belluno, Treviso hanno bloccato tutte le movimentazioni degli animali, non potevi girare con cani neanche nelle campagne. È una malattia che noi dobbiamo, torniamo sempre al discorso dell'educazione, l'educazione che deve iniziare già dai bambini. Dottor Piccini, però allora, visto che abbiamo nominato anche i cani, cosa è successo in questi animali dove abbiamo sentito che hanno dato questa bambina piccolissima, questi cani di grossa taglia tenuti negli appartamenti, forse nel non rispetto di quello che dovrebbe essere una prevenzione, dovevi sapere gestire questo animale, non è che puoi portarti a casa qualsiasi cosa, perché tutti siamo bravi di far tutto, ognuno con le proprie regole, ma questi cani vanno gestiti, sono cani di una certa aggressività, ecco la rabbia, forse hanno anche una certa rabbia dentro che se esplode rabbia in un altro senso naturalmente, e poi succede quello che succede. Ma è possibile che non ci siano delle regole? Perché in Europa ci sono delle regole anche per questi cani, qui ognuno fa quello che vuole, porto a casa quello che voglio, faccio l'allevamento in casa, tanto chi se ne frega, nessuno viene a controllare, abbiamo visto che è successo anche quello. Cosa ci dice? Ecco, come ci si deve comportare? Perché erano stati anche segnalati poi oltretutto. Allora dobbiamo iniziare già di fare anche lì prevenzione ed educazione. Poi esistono le mode. È la moda di portare a casa il cane molossoide che ci fa difesa, ma noi dobbiamo anche saperlo gestire. Ci fa difesa se sta bene, perché se noi lo gestiamo bene ci fa difesa, ma se non lo gestiamo bene è molto problematico e pericoloso. Torniamo al discorso della genetica e dell'ambiente. La storia del ricco e del povero. Se io un povero mando a fare il principe, mi diventa principe, molto probabilmente c'è un discorso genetico e un discorso ambientale. Se noi mettiamo assieme le due cose possiamo gestire bene l'animale,
perché è geneticamente predisposto ad essere aggressivo. Geneticamente, se io lo educo bene e lo mantengo bene, l'ambiente influisce e possiamo controllare questa Però aggressività. devo anche essere in grado di fare questo. Sì, qui torniamo non è al che io mi discorso, posso sì. inventare di fare l'addomesticatore, di fare certi insegnamenti, perché non li conosco, non so. Mi invento qualcosa, magari gridando, facendo delle cose incredibili, e magari facendo diventare ancora più rabbioso la situazione. questo cane. Sì. Allora aspetti, perché devo salutare una persona. Buongiorno dottoressa Minello, buongiorno. Salutiamo Alessandra Minello, demografa all'Università di Padova. Guardi che bel saluto le faccio, dottoressa, guardi. Buongiorno. Allora dottoressa, cosa ci racconta? Qui siamo un po' preoccupati, non nascono più bambini, giovani sono pochi, molti vanno all'estero. Ci dia lei dei numeri, perché qui diamo i numeri veramente, c'è una confusione di numeri, dottoressa. Io non riesco più a capire a chi devo credere, perché i numeri poi non mi tornano, i conti non tornano. Quando faccio la somma dico, boh, io non ho capito niente. Dottoressa, ci dia i suoi numeri, prego. Crediamo a quelli ufficiali di numeri, quelli che ci dà l'Istat, che ci dice che effettivamente calano i figli. Ormai è un paio d'anni che siamo sotto le 400.000 nascite l'anno, che è una soglia veramente stretta, diciamo. Sono meno anche i potenziali genitori, le potenziali madri, perché questo è il frutto di tante generazioni in cui di figli ne sono nati pochi. Diciamo, le previsioni a lungo termine non sono di un miglioramento. Rimaniamo in questa soglia di 1,20-23 figli per donna, che è molto lontana rispetto a quella soglia di rimpiazzo di 2 figli per donna, che significa il numero di figli sostanzialmente che devono venire al mondo perché una generazione rimpiazzi quella successiva. E la prospettiva non è di un aumento nel breve termine, anzi, se andiamo a vedere cosa succede tra le varie generazioni, vediamo proprio un cambiamento. Siamo partiti dalle generazioni in cui non ci si chiedeva se avere figli, era una sorta di destino, a una generazione in cui è diventato faticoso avere figli pur essendo fortemente desiderato, e ora invece sta arrivando una nuova generazione che ha un cambiamento culturale fortissimo in atto, per cui non necessariamente fa rientrare neanche il desiderio di avere dei figli nel percorso di vita. Dottoressa Minello, devo correre purtroppo perché il tempo è tiranno e ho anche tanti ospiti, ma io la ringrazio di essere qui, perché lei questa mattina sta dando dei numeri certi, dei numeri reali. Molti dicono che è causa dei stipendi bassi, che non ce la fanno a trovare casa questi giovani. È tutto molto difficoltoso, fare figli comporta anche dei sacrifici molto importanti. Non è, dottoressa, che siamo diventati, specialmente le generazioni, anche molto pigre, perché un figlio impegna, vediamo anche certi risultati di certi genitori, perché bisogna anche sapere essere genitore, comportarsi da genitore, essere autorevole, non autoritario, una parola difficile che molti non capiscono, ma soprattutto la paura e il sacrificio. Io ho avuto anche diverse ospiti, anche donne, che hanno deciso di diventare mamme a 40-45 anni. E l'hanno ammesso loro stesse, forse sì, è vero, sono stata un po' cinica, adesso però ho deciso di avere un figlio. Lei cosa ne pensa, dottoressa? Com'è, ecco, questa situazione che siamo, a mio avviso, un po' pigri, la paura di mettere su famiglia? Io vedo che nei paesi poveri invece i figli si fanno e non è che si preoccupano solo da mangiare, da vestire, da dormire. Noi alla fine non è che moriamo di fame, grazie forse anche al mondo del volontariato e dell'associazionismo, però io vedo nei giovani tanta paura, ecco, di fare famiglia, di impegnarsi, di sacrificarsi. Prego, dottoressa. Effettivamente il tema della paura è centrale, anche perché viviamo in una situazione di incertezza generalizzata. Sicuramente la dimensione economica gioca un ruolo, il fatto di avere e non avere il tempo indeterminato, di dover aspettare a lungo prima di averlo, di avere una situazione economica più generale, non stabile, ma anche, se ci pensiamo, altri tipi di paura rispetto al futuro. Abbiamo da poco attraversato una pandemia, siamo contornati da situazioni belliche che effettivamente
spaventano, soprattutto nel momento in cui si vuole prendere una decisione così a lungo termine come quella dell'avere un figlio. Per quanto riguarda la dimensione paura, poi c'è anche una dimensione individuale. Io sto facendo adesso uno studio molto interessante sulla esperienza del primo parto e su come questa esperienza poi ha un peso nella decisione di avere un secondo figlio. Chi ha avuto un primo parto traumatico, chi ha avuto una difficoltà anche dal livello emotivo legate alla prima nascita, poi appunto questa paura di avere un secondo figlio e quindi diminuisce l'intenzione di averne. Io non credo che sia una questione di essere meno propensi al sacrificio. Sicuramente sacrificio, diciamo, è una parola che ha una forte valenza anche questa volta dal punto di vista generazionale. Ora le generazioni nuove pensano di più all'impegno piuttosto che al sacrificio. Si vogliono impegnare, magari non necessariamente sacrificare, e questa visione del sacrificio però non ha giocato a favore della genitorialità. Lo scorso novembre il giornale Vita ha fatto una bellissima indagine su dei giovani e delle giovani, ha chiesto loro perché non vogliono avere figli e loro hanno parlato di due temi. Uno era la paura dal punto di vista ambientale, il secondo era il fatto che hanno visto i loro genitori vivere la genitorialità come un sacrificio e spaventa effettivamente andare in questa direzione. Quindi effettivamente dobbiamo lavorare anche su questo, su come facilitare l'esperienza della genitorialità. Poi, se guardiamo effettivamente più largamente, in realtà la notizia è che anche in quei paesi in cui prima non ci si preoccupava tanto della ricchezza, anche lì stanno diminuendo il numero di donne. Quindi diciamo che è che loro hanno la fortuna di essere ancora in tanti, dottoressa, noi invece cominciamo a sentire che siamo veramente in pochi e questo veramente turba moltissimo. Allora, in generale, quello che vorrei anche capire invece, la natura è diversa, gli animali, ecco, questi animali meravigliosi, poi sentiremo anche il dottor Pizzin, che non hanno questo problema, solo che hanno il problema che fra poco sono estinti, perché se continuiamo così, dottor Pizzin, non so, alla fine a questi ragazzi, a questi giovani che futuro avranno, se conosceranno questi animali che noi abbiamo avuto anche la fortuna di conoscere, ma anche noi non ne vediamo più di quelli che vedevamo. Sì. Qui c'è qualcosa che non va, forse anche l'inquinamento. Ma ci sono generale, delle specie prego. Che sono in aumento, delle specie che sono in regressione e le altre che sono stazionarie. Pensi che adesso un animale che non si vedeva mai, che non si è visto per centinaia di anni, il lupo, adesso ne abbiamo circa censiti, statisticamente un po' così arraffazzonati, però sono circa 3.500. Gli orsi stanno aumentando, determinati tipi di uccelli stanno aumentando, anche magari quelli che sono fuori dal contesto, che il loro aumento provano anche dei danni. L'equilibrio in ecologia e in natura è importantissimo. Quando si rompe una catena e non si aggiusta più, la catena è rotta. Ecco l'ecologia cosa serve, per mantenere la catena chiusa. Tutti gli anelli devono stare al proprio posto. Questa è la catena alimentare e ecologica. Se la mia catena che porto al collo con il crocefisso che ho sotto, se si rompe l'anellino, la perdo. Questo è un esempio che devono capire le persone. Non bisogna rompere la catena alimentare, non bisogna rompere la catena ecologica, non bisogna rompere questo sistema. Ci sono tanti animali che stanno crescendo in maniera abnorme. Abbiamo determinati tipi di cormorani che stanno aumentando in maniera ed è protetto. Capisce? Cioè, però il cormorano adesso trova talmente tanta fonte di cibo che sta aumentando in maniera sproporzionata. E così sono i cinghiali. Oltre 2.300.000 cinghiali in tutto il territorio nazionale. Non dico che sono troppi, sono eccessivi. Cioè bisogna che ci sia un equilibrio in natura. L'equilibrio è dato dai numeri e dalla sopportazione che il territorio può avere. Se io in una casa ho 3 stanze, non possiamo andare dentro in 25. Se ho 3 stanze possiamo andare dentro in 5 o 6, ma non in 20-25. Mi sono spiegato con un semplice esempio.
io chiederei l'aiuto al dottor e il Piccini. sostegno Allora, dottor di questo Piccini, aumento. ma di questo aumento del quale parla il generale Isidoro Furlan, non è che ci sia prima all'origine la mano dell'uomo? Sicuramente c'è la mano dell'uomo, perché diciamolo che noi arriviamo dopo gli animali, facciamo un mondo a nostra misura. È un discorso sia egoistico, anche comunque di praticità. Noi dobbiamo vivere a questo mondo, dobbiamo vivere, non è che possiamo essere scubi degli animali o della natura. Però il discorso, torniamo sempre all'inizio dell'educazione, dobbiamo convivere, non sopravvivere, convivere. O sopprimere. Per sopravvivere sopprimi, perché la sopravvivenza vuol dire che io sopravvivo a spese di qualcos'altro, invece dobbiamo convivere. E lì non è facile perché appunto abbiamo un discorso appunto di queste specie che aumentano a dismisura, portando i problematiche che ci sono, parlando all'inizio della peste suina, perché c'è il pericolo di peste suina africana, perché ci sono troppi cinghiali e questi portano malattia in giro e poi va a contaminare tutto anche i nostri animali, non diciamo domestici, di allevamento come i maiali. Ci sono famiglie che vivono, anzi c'è proprio un'economia nazionale per quanto riguarda i suini, che è l'ultima catena, perché questi arrivano poi col discorso del formaggio. Noi facciamo il formaggio, se lo diamo ai maiali ci danno i prosciutti e noi vendiamo i prosciutti. Parte già dall'inizio, noi diciamo poverini maiali ci saranno, altrimenti cosa facciamo tutto il siro che facciamo, il grana e il grana padano e tutti quelli. Non mangiano il grana, mangiano il siero. Che è un'altra cosa. Che è un'altra cosa. Sì, però è uno scarto che però il maiale riesce a riutilizzare, chiaro? Abbiamo Deborah da Asiago. Ciao Deborah. Pronto? Deborah? Non sento. Allora, dottoressa Minello, dobbiamo convivere anche con una società che sta cambiando, ecco, una società che fa fatica a vedere e a guardare il diverso con occhi veramente di accoglienza, di reciproco rispetto. Cosa vede lei, dottoressa? Com'è la situazione? Io vedo invece giovani molto accoglienti, lo devo dire, a parte i cattivi esempi, che quelli ne ho due scatole piene, dottoressa, che non ne posso più, perché sembra che tutti i nostri giovani siano delinquenti, spacciatori, che non abbiano voglia di fare niente. Invece noi abbiamo delle realtà tantissime, meravigliose, e che forse riescono a capire molto. Sono loro che protestano per l'inquinamento, ecco, sono loro per l'ambiente specialmente. Cosa vede lei, dottoressa, all'università? Perché è veramente un fatto preoccupante e sono veramente pochi. Se continua così, io ho avuto anche i medici per l'ambiente, dottoressa, ospite proprio la scorsa settimana, e devo dire che quello che ho sentito non è per niente bello. Ecco, sono questi organi genitali che stanno crescendo male, poco, sui diciottenni sono preoccupati, stanno facendo dei test molto importanti. Capisce la preoccupazione anche di queste mamme, di questi genitori, perché dobbiamo anche parlarne, non mettere sempre la polvere sotto il tappeto. Prego, dottoressa Minello. Io sono molto d'accordo con lei che questa nuova generazione ci darà molte belle soddisfazioni. Sono stanca anch'io di sentir parlare solo degli esempi negativi, perché dobbiamo riconoscere che ci sono, dobbiamo riconoscere che ci sono delle situazioni problematiche, che sono generazioni che sono di fronte a sfide diverse rispetto a quelle che abbiamo affrontato noi. Penso per esempio alla facilità con cui si attinge a informazioni anche negative, oppure alla violenza attraverso l'uso dei telefoni, attraverso i media che sono più veloci, insomma, che sanno usare meglio di noi. Però dall'altra parte è una generazione che ha delle fragilità, ma anche una potenzialità fortissima, come si diceva prima, no? Per esempio l'impegno verso la causa ambientalista, ce l'hanno insegnato loro, ce lo stanno insegnando loro.
Quando io insegno mi trovo di fronte a ragazzi e ragazze che hanno delle fragilità così manifeste da farmi impressione a volte. Vengono a fare gli esami, diventano tutti rossi in faccia, parlano piano perché si sentono intimiditi o intimidite. È qualcosa a cui dobbiamo fare attenzione, dobbiamo anche un po' metterci in ascolto. Ecco, probabilmente è questo quello che secondo me va un po', quello su cui noi dobbiamo lavorare, cercare di ascoltare questa generazione e coglierne sia i lati positivi, che appunto sono legati a questa accoglienza della diversità o della scelta individuale, qualsiasi sia la direzione che questa scelta prende, ma allo stesso tempo ascoltarne le fragilità e i punti di vista, perché poi per esempio sui miei temi è inutile che noi ci preoccupiamo tanto del perché fanno figli oppure no, quando non sappiamo, non ascoltiamo le loro motivazioni. La preoccupazione non si risolve se non attraverso l'ascolto e attraverso l'accettazione anche di una direzione diversa rispetto alle decisioni per quanto riguarda il futuro. Quindi io condivido con lei Sa dottoressa perché le dico? Perché io ho avuto un insegnante, penso 20 giorni fa, un grande insegnante come lei, e ha detto una cosa importantissima. Quando io entro in classe è come fossi nella vetta del Monte Bianco, vedo tutto. Vedo chi ho di fronte, vedo le fragilità, come dice lei, arrossiscono, ma perché le vede? Perché è impegnata in questo, a vedere e ad ascoltare. E sa cosa ha detto, dottoressa? Purtroppo molti insegnanti, molti di noi non lo fanno. E questo mi fa molto paura e mi dispiace, perché noi potremmo aiutare queste fragilità, basta guardarli, si vede da come si muovono, da come ti guardano, quello che ha detto lei. La nostra è una missione, ha detto, l'insegnante è una missione, dobbiamo farla con la massima veramente serietà e soprattutto l'ascolto. Perciò io la ringrazio di essere qui questa mattina e di aver rafforzato quello che ha detto questo insegnante, che si sente anche solo. Ecco, e a lui fanno pena questi ragazzi perché non riesce a risolvere tutti i problemi da solo, ma non c'è la squadra. Ecco, ci sono insegnanti, lui ha detto, che non fanno questo e mi dispiace molto dirlo davanti alle telecamere, però se noi facessimo questo risolveremmo molti problemi. Prego, dottoressa. Ci servirebbero anche più risorse per avere a disposizione il tempo e appunto le risorse per farlo, perché effettivamente un investimento, l'ascolto passa anche attraverso l'investimento nei confronti della scuola, attraverso creare per la scuola e per chi ci lavora degli spazi e dei momenti di condivisione anche delle proprie fragilità, perché non è detto che insomma, per aiutare l'altro chiaramente bisogna prima aiutare se stessi e quindi sicuramente diciamo la riflessione poi si amplia, no? Dobbiamo non puntare il dito verso chi non lo fa, ma chiederci perché queste persone non lo fanno, perché non si accorgono, come sono state selezionate anche queste persone che sono arrivate all'insegnamento e non hanno questo tipo di attenzione, oppure se l'avevano e l'avevano persa, che cosa è successo nel frattempo. Dal mio punto di vista io sento invece molte voci che vanno in questa direzione di una volontà, di un impegno e di una volontà di sostegno verso le giovani generazioni. Sì, però vede dottoressa, io non devo essere fortunato come ragazzo ad avere quell'insegnante o quella scuola, io devo avere quello che mi aspetta di diritto, essere ascoltato, capire, imparare e conoscere, e questo è diventato un problema, dottoressa, glielo posso assicurare. Io ho ricevuto la telefonata in diretta di un papà che si è visto sospendere il figlio per 3 mesi abbondanti. Ecco, questo papà che mi ha chiesto: ma Mirella, per lei la scuola è inclusiva o esclusiva? Cosa ci fa mio figlio a casa? Con una didattica a distanza, a momenti, qualche mezz'ora, lo vedo depresso, lo vedo triste, non ha fatto la fine del mondo, eppure una sospensione esagerata. Questo padre l'ho messo anche in contatto con il sindaco, perché ho chiamato il sindaco, perché bisogna anche vederci chiaro. Ho parlato anche con il ragazzo e anche lui non si sa spiegare. Questo ragazzo oltretutto ha perso anche la mamma, è un ragazzo anche che ha avuto questo grande dolore, è un ragazzo super attivo, diciamo così, capisce che faccio fatica
a non capire che c'è qualcosa, me lo tolgo di torno e ho risolto il problema di tutta la classe e di tutta la scuola. E non va bene, dottoressa, capito? Perché dobbiamo, come dice lei, ascoltare, capire prima di agire. Prima di agire devi ascoltare bene, riflettere, quella sarà la tua decisione, perché la fragilità non si può difendere, questo è il problema. Generale, le fragilità, anche nel mondo animale, si possono difendere. Se nasci fragile, sei già tagliato fuori. Prego. C'è la selezione naturale. La natura ha tutto un equilibrio che il più debole, purtroppo il malato, viene subito escluso dall'ambiente. Cioè, pensi, le faccio un esempio, l'aquila reale depone 2 uova. Se la mamma dopo 31 giorni di cova si è sbagliata e ha deposto l'uovo e l'ha covato 5 giorni dopo e nasce 5 giorni dopo, il più grande uccide il più piccolo e sono fratelli. È la natura. L'uomo però ha l'intelligenza, non ha solo lo spirito della sopravvivenza. Loro lo fanno per sopravvivere, la sopravvivenza. L'intelligenza è un'altra cosa. Io mi rivolgo veramente alla professoressa Attinello che continui così, perché noi abbiamo la differenza che è sostanziale e formale nei confronti degli animali. Gli animali non per niente ti dicono sei un animale. Sei un animale è una parola brutta, ma anche bella. Ma l'uomo ha l'intelligenza, ok? Bisogna aumentare questa capacità di sviluppare molto questa intelligenza. Bisogna ascoltare. La professoressa ha detto bisognerebbe ascoltare di più, ci vorrebbe anche più risorse. Sentiamo prima, se no mi cade la linea, Tamara da Spresiano. Ciao Tamara. Ciao Mira. Scusa se ti ho fatto aspettare, ma vedi tanti ospiti. Prego Tamara. Tranquilla Mirella. Volevo dire 2 cose. Io ho una poesia da leggere, so che hai gli ospiti dell'Arma dei Carabinieri. Sì, prego. Volevo ricordare anche mio nonno che è stato all'Arma dei Carabinieri, perché oggi fa 92 anni. Allora facciamo gli auguri al nonno. L'Arma dei Carabinieri è invincibile, non è quello che vince sempre, ma quello che anche se perde non è vinto mai l'intelligenza e nel corpo. Il sapere nel cuore se pensi. Sempre da un muro troverai. Ciao nonno. Brava Tamara che si è ricordata del nonno. Guarda, ti fanno anche un applauso. Generale ti fa un applauso. Complimenti per la tua sensibilità. Prego dottor Piccini. In questo argomento qui, che è un segno dei tempi. Per fortuna esistono trasmissioni come queste che ascoltano. Perché una volta andavi o dal prete o dal medico tuo e loro ti ascoltavano. Adesso non c'è più nessuno, non sono più preti, i medici non hanno tempo di ascoltarti. Meno male che ci sono professoresse come quello che siamo in linea, meno male che c'è una trasmissione come questa qua che ascolta. Certo. Tu hai fatto del bene a questa ragazza che ha detto la poesia, qualcuno l'ha ascoltata, poverina. Se non c'era questa trasmissione qui, lei rimaneva con questo groppo qui nello stomaco che non riusciva a estrinsecare il suo amore per il nonno carabiniere. Bravi. Ce la dovrebbe mandare che io la vorrei rileggere. Va bene. Però il mio veterinario, prima che chiuda, deve dargli un regalo. No, per lei. Aspetti, non è ancora tempo, generale. Ognuno lei tranquilli, i tempi li do io, generale. Non li dà più lei, generale, i tempi li dà la Mirella. Magari. Dottoressa, quello che però vorrei anche capire, l'importanza anche della politica di capire gli investimenti che dovrà fare in futuro per aiutare questi giovani, per aiutare i medici dell'ambiente. Ce la stanno mettendo tutta, perché veramente è un pericolo che ancora non si sa come andrà a finire, ma soprattutto il messaggio che arriva a questi ragazzi sono messaggi devastanti, dottoressa. Ecco, loro capiscono, anzi si sono sottoposti a questi test, tanto è vero che il medico ha detto: guarda Mirella, non pensavo che si presentassero così tanti ragazzi. Capisce che loro forse ascoltano quando c'è qualcosa che li preoccupa, che li intriga, che vogliono capire, conoscere. Questi sono i nostri ragazzi, ricordatevi. Prego dottoressa.
Sì, hanno una maggiore attenzione rispetto a noi, a quello che sta loro succedendo, quello che sentono, le paure che hanno, che può essere una risorsa, deve diventarlo, però lo diventa appunto quando si capisce che questo deve diventare uno stimolo per poi un investimento in alcune direzioni. Questo investimento adesso lo sappiamo, c'è poco, nel senso che c'è poco una visione per cui in generale il motivo per cui io faccio un investimento di politiche è quello che si racchiude in una parola sola: benessere. Se noi si guardasse al benessere come motivo per cui investire nelle politiche, effettivamente sarebbe un investimento più opportuno anche. Invece, per esempio, nella mia tematica si investe per la natalità, quindi vogliamo che le persone facciano figli. Ma aspetta un attimo, cerchiamo di capire come le persone possono essere messe nella condizione di stare bene e poi eventualmente decidere se avere figli. Se l'esperienza del parto, quella che vi raccontavo prima, quella che stiamo indagando, può diventare un'esperienza positiva, ad esempio, oppure l'esperienza dell'adozione, che ora è estremamente complessa, può diventare un'esperienza più positiva. Appunto, se invece cambiamo e cerchiamo di investire con in mente bene il fatto che, a prescindere dal tipo di famiglia che abbiamo di fronte, a prescindere dall'età verso la quale noi rivolgiamo le nostre politiche, alla base delle decisioni che vengono prese c'è il benessere, cambia completamente lo scenario. Abbiamo Emanuele da Padova. Ciao Emanuele. Buongiorno, signor, volevo fare una domanda generale. Prego. Volevo sapere qua, io sono un appassionato di natura, sono spariti cardellini, verdoni, gazze, ce ne sono a dismisura che distruggono tutti i nidi. Guardi Emanuele, lei ha fatto la domanda ma si è dato la risposta, perché le gazze, i corvi in generale, soprattutto la cornacchia, fanno danni enormi, soprattutto sui fringillidi, sui piccoli uccellini. E sai in quale fase? Nella fase della natalità. Perché quando la gazza ha il suo nido, che è un nido protetto, ha presente come è fatto il nido della gazza, è tutto pieno di spine e sopra non è coperto, costruisce addirittura un coperchio e la tana entra per traverso, entra solo lei, per cui i rapaci non possono prendere i piccoli della gazza. Ma mentre il fringuello, il cardellino, le cince, tutte le cince hanno i nidi piatti e sopra o c'è la mamma che li accudisce o se no. Sa perché c'è la predazione tra uccelli e uccelli? E cioè la gazza va e si ciba degli uccellini piccoli nati dei fringuelli o dei cardellini per portarli come cibo ai suoi. Li spezza, come fanno i rapaci. Per cui l'aumento delle gazze lungo le strade, se voi osservate, ci sono tantissimi di quei nidi delle gazze che ormai sono troppi. Ecco cosa ho detto prima, i numeri, quando noi abbiamo troppi elementi, troppi numeri su determinate specie, fanno dei danni enormi. Allora, generale, io vedo un altro libro che il generale non faceva vedere, Il comandante Bracconieri, malfattori e altre storie. Eccolo qui, lo faccio vedere. Mi intriga molto la prima, bracconieri. Quanti ne abbiamo, generale, ancora di bracconieri? Riuscite a beccarne? Tanti. Guardi che chi sono i bracconieri, generale? Intanto il bracconiere è colui che va a caccia. Perciò un cacciatore? No. Va a caccia, non è un cacciatore, non confondiamo il bracconiere con il cacciatore. Dottor Piccin sorride perché ha capito, Il bracconiere è colui che va a caccia, privo di licenza e con i mezzi illeciti. E cioè, uno se va a caccia è il cacciatore, ha la licenza, il porto d'armi e è consentito da una legge che è la 157/92. Mentre il bracconiere non paga, non va, non è e va a caccia quando vuole lui e prende qualsiasi tipo di animale con mezzi illeciti, e cioè trappole, reti, vischio e quantunque lui ha nel suo sistema per andare a bracconare.
Perciò noi dobbiamo dire che i bracconieri non sono cacciatori? Sì, signore. Non so. Dottor Piccini, mi aiuti, perché io ho sentito sempre, cioè noi siamo cresciuti così, quando vedevamo una persona col fucile che andava in giro, per noi era un cacciatore. Adesso dobbiamo chiamarlo, ha detto il generale Furlan, bracconiere. No, allora posso dirlo. Chi non ha la licenza? Chi non ha la licenza. Con la mia esperienza di 40 anni che faccio il veterinario e curando i cani dei cacciatori, ho conosciuto cacciatori che facevano una stagione senza sparare un colpo. Andavano fuori col cane, si divertivano, il cane cercava la preda era troppo lontana per sparargli, era troppo vicina per sparargli. Al contrario, ho conosciuto cacciatori pericolosi che sparavano qualsiasi cosa si muoveva. Non facciamo di ogni erba un fascio. Sì, certo. Allora dobbiamo distinguere, e giustamente il generale diceva, il bracconiere non è un cacciatore. Se noi teniamo il termine corretto di cacciatore. Ho tante perplessità, comunque però mi astengo. No, non bisogna confondere le due figure. Attenzione, vanno distinte, perché se noi diciamo che un bracconiere è il cacciatore, all'interno dei cacciatori ci potrebbero anche essere dei bracconieri. Questo sì, perché la fonte è quella. Però non escludiamo, ma in tutte le famiglie c'è la mela marcia, certo. E in tutte le casse però delle noi mele dobbiamo individuare le mele marce anche dove magari pensiamo di non trovarle. È generale. Quindi io non chiamerei proprio cacciatori, non chiamerei cacciatori. Niente, bracconieri. Ecco. Dottoressa Minello, lei che veramente insegna a questi ragazzi, invece questi ragazzi io sono convinti che pochi diventeranno calciatori, io sono convinta di questo, visto anche gli esempi, ma non perché hanno forse un rispetto della natura e specialmente degli animali. Io li vedo ad esempio nelle associazioni di volontariato, dottoressa, tutti si lamentano che non hanno giovani, poi vado all'EMPA, vado ad associazioni di volontariato che si occupano di animali o anche alla Croce Rossa e vedo veramente tanti ragazzi, tanti giovani. Allora non ce la raccontano giusta, loro vanno dove si sentono più protetti, più sicuri, dove credono di non essere veramente raggirati, ecco, hanno fiducia, ecco, l'animale è fiducia. Prego, dottoressa. Anche dove ci sono i temi che per loro sono importanti e loro hanno scelto effettivamente che il tema, per esempio, dell'ecologia è un tema cruciale per questa generazione e su quello ci mettono. Allora lì, quando parlavamo prima di sacrificio, lì non hanno paura di sacrificare il loro tempo, di mettere il loro impegno. Oppure per la cultura, quando ci sono attività culturali di divulgazione in cui si arriva a bussare a tutte le porte per raccontare prospettive nuove. Anche in quel caso è pieno di ragazze e ragazze, partecipano, soprattutto se si dà modalità di partecipazione che per loro, diciamo, sono più vicine. Quindi è proprio una questione di generazione, di temi, di attenzione verso alcuni elementi, e sicuramente la natura è uno dei temi che per loro è fondamentale. Dottoressa, cos'è che sente che preoccupa di più questi ragazzi? Ecco, lei appunto sta insegnando un tema di proprio massima attualità. Ecco, cosa sente da questi ragazzi, visto che lei li ascolta? Prego. Allora, io devo specificare che li ascolto relativamente a questo tema. Quindi quando noi ci confrontiamo proprio sull'esperienza della genitorialità, sull'intenzione della genitorialità, sul fatto cosa dicono questi ragazzi, dottoressa? Dicono che hanno paura del futuro, dicono che per esempio la rinuncia ad avere figli può essere motivata da un legame con la natura, con l'ambito ecologico, con il fatto di dire nella terra siamo già in tanti, non me la sento di avere un figlio in questo contesto. Il contesto significa tante cose, perché non significa soltanto appunto dal punto di vista della natura o economico, ma vuol dire anche l'aver attraversato il periodo del Covid, che per loro è stato estremamente segnante, o significa avere costantemente informazioni rispetto a situazioni belliche intorno a noi.
raccontano del fatto che vogliono esprimere liberamente la possibilità di non prevedere un figlio tra i modi in cui loro si vogliono realizzare. Anche questo è un cambiamento di prospettiva veramente importante, perché appunto fino a qualche generazione fa noi non ce lo chiedevamo nemmeno se volevamo rinunciare ad avere un figlio. A un certo punto abbiamo dovuto rinunciare perché non eravamo messe nella condizione di averlo. Adesso invece è diventata uno dei percorsi possibili. La realizzazione personale diventa importante, e c'è una cosa che per esempio io trovo molto interessante, lo è anche per le ragazze, non solo per i ragazzi. In alcune generazioni dire io voglio realizzarmi come persona, per una donna poteva essere come dire una frase difficile, perché veniva tacciata di egoismo. Invece queste giovani generazioni non hanno quel tipo di paura, pensano di poter avere tutto ciò che per loro per sé è importante. E è un cambiamento di prospettiva decisamente importante. Poi pensano alla condivisione, la condivisione della cura. Se decido di avere un figlio, decido di averlo perché me ne voglio occupare tanto, che io sia uomo, che io sia donna, qualsiasi tipo di coppia io intenda avere nella mia vita. Anche questo è un cambiamento di prospettiva estremamente interessante, come se ci fosse un gruppo che si seleziona, che vuole avere questi figli, ha condizioni diverse, ha altissime aspettative su quello che vuole offrire poi a questi figli, e una parte invece che non vede questo nel suo percorso di vita. Certo, sono giovani, fanno in tempo eventualmente a cambiare idea, eventualmente a rimodulare le loro intenzioni future, però insomma, come si diceva prima, ascoltarli non fa mai male. Senta dottoressa, cosa ne pensa? Io saranno 2 o 3 anni che spingo, a parte che viene fatto anche in altri paesi europei, non è che ho scoperto l'acqua calda, di dare il voto ai sedicenni. E sa perché lo dico? Perché diamo pure il patentino e li mettiamo su una strada. Perciò vuol dire che sono abbastanza in grado di gestire ed avere il rispetto per quello che succederà. Lei cosa ne pensa del voto ai sedicenni, dottoressa? Allora, non è proprio il mio tema, quindi io non è che non ci ho importa, pensato. Lo so che non è il suo campo, ma voglio sentire cosa ne pensa. Devo dire, dal punto di vista demografico, siccome sono così poche le generazioni, porterebbe a un minimo di riequilibrio in termini di numero di voti. Non si va a riequilibrare perché le persone delle generazioni più avanti negli anni sono tante di più, però effettivamente sono così pochi che aumentare il bacino dei voti permetterebbe di sentire un po' di più la loro voce, quindi tendo a essere da questo punto di vista d'accordo. La ringrazio. Sa che qualche politico mi dice ma non sono in grado di votare, perché dico scusate, perché secondo voi la popolazione dei 30enni, 40enni, 50enni, 60enni è in grado di votare? Proprio non ci sto a questa risposta, anzi forse hanno le idee più chiare di quello che pensiamo. Comunque la ringrazio dottoressa per il supporto che mi dà, ecco, anche se non è il suo tema, però è un tema molto importante, dobbiamo pure ascoltare questi giovani e capire, ecco, forse sarà anche un cambiamento generale. Lei sarebbe favorevole a dare il voto ai sedicenni? Ma guardi che secondo me i sedicenni hanno delle conoscenze ma molto maggiori di quelle che avevamo noi una volta, per cui non mi preoccupa questo per nessun motivo. Speriamo che qualcuno capisca. Abbiamo Paola da Padova. Paola, veloce che sono in chiusura, vai. Sì, se sei in chiusura vai, parla. Ti metto giù, non voglio vai, ormai che hai preso la linea, parla. Grazie mille per l'opportunità. Allora, per esperienza, perché parlo solo di argomenti che conosco, per esperienza anche nei cacciatori ci sono troppi bracconieri, a parte che uno che per divertirsi va a uccidere, gode nel veder morire, nell'uccidere, io farei un bel esame, un bel test psicologico anche il cacciatore, quello che ha la licenza, però sappiamo già che lì giro di soldi, giro di voti. Per quanto riguarda l'ambiente animale, purtroppo è l'uomo che sta distruggendo tutto, perché la natura è perfetta, è divina. Anche adesso, cioè, noi ne uccidiamo 90 miliardi di animali all'anno senza contare i volatili. Quindi l'uomo sta veramente e soprattutto sta distruggendo anche l'ambiente, è l'unico
è l'unica specie vivente che sta distruggendo il suo habitat, perché nessun'altra specie animale è così cretina, per non dire qualcos'altro, da distruggere il suo habitat. Anche ultima cosa, anche adesso la storia dei lupi. È terribile, per carità, queste predazioni, ma che cosa vogliamo? Vogliamo che si suicidano, che non mangino? Non so l'uomo come ragiona, li ha importati e adesso, per carità, stragi. Vogliamo aprire le porte sui macelli? Cosa fa l'uomo, quello che è l'uomo sapiens, quando avrebbe ben altre fonti di mangiare, ma soprattutto anche negli allevamenti intensivi cosa succede? Grazie per tutto. Grazie a te Paola cara, grazie. Allora generale, a lei la risposta. Le risposte. Insomma, non è semplice in 2 minuti o in 1 minuto rispondere a una domanda molto precisa. Si è fatta la domanda e si è data anche la risposta, cioè qui non c'è da dire cosa non fare, e è sempre stata così. Comunque c'è da dire una cosa, che il mondo ormai è tutto stato rovinato dall'uomo, per cui le colpe ce le abbiamo solo noi. L'inquinamento dei fiumi, gli animali che crescono in maniera dismisura e certi che vanno fuori e si estinguono. Cioè qui l'equilibrio e la natura va fatta e va controllata dall'uomo. Purtroppo l'uomo deve studiare per cercare di salvaguardare questo mondo, se siamo capaci di recuperarlo, se no perderemo, perché se non facciamo più figli e se distruggiamo tutto andremo nella luna. Ha capito? Andremo là. Allora sentiamo il dottor Piccin come ci saluta, so che mi deve dare anche una cosa. Ecco, il generale fremeva, vede che ce la facciamo, generale, ce la facciamo. Allora io... Dottor Piccin, prego. L'altra volta che ero stato qui come invitato... Perché è anche un artista, No, allora avevo portato un sasso inciso con un leone, cioè con un'aquila. Un'aquila. Lei mi faceva pensare all'aquila. Ho visto che ha apprezzato l'aquila, allora adesso ho fatto questo qua che è proprio suo per la trasmissione. Bravo generale, che bello, guardate cosa l'artista, allora dottor Piccin, vedevo l'ora in questo momento, non vedevo l'ora. Che bello, Rete Veneta col simbolo Sveglia Veneti Mirella, grazie dottor Piccin. Il secondo applauso di oggi. Bellissimo. Questo qua è fatto a mano, non è fatto, bellissimo fatto generale, vediamo se riusciamo a inquadrarlo ancora, perché è proprio bello veramente. Veramente grazie. Questo qua è personale. Allora, oltre a veterinario, avere questa sensibilità, anche dove è uscita questa creatività? Allora, cioè, ci racconti, dottor Piccin. Come professione deve essere una persona sensibile, altrimenti non farebbe il veterinario. Certo. Poi ho appunto, geneticamente anche i miei genitori non erano artisti, perché l'artista crea, però disegnavano, facevano teatro, cantavano, e sono vissuto in questo ambiente qui. La famiglia. La famiglia. I Torniamo al genitori. discorso di prima, che noi dobbiamo tirare su le nuove leve dalla famiglia e dalla scuola. E qui torniamo alla base. Famosa catena che diceva il generale, i primi anelli cosa sono? La famiglia e la scuola, però poi ci siamo anche noi, che dobbiamo anche noi mettere la famosa goccia. Allora ricordiamo questo libro bellissimo, Mario Romano, Le avventure di Silvano, ecco, che insegnano anche il rispetto della natura, ecco, ci sono le illustrazioni. Il coordinamento di questo libro è stato fatto dal colonnello Stefano Cazzora dell'ufficio comando dell'Arma dei Carabinieri. Bellissimo, salutiamo e ringraziamo. Allora io saluto gli ospiti, grazie alla dottoressa Alessandra Minello, demografa Università di Padova, grazie a Isidoro Furlan, già generale carabiniere forestale in riserva, e grazie anche al dottor Enzo Piccin, veterinario artista, perché è così, di essere stati con noi. Grazie, pubblicità. Buongiorno a tutti, mi chiamo Lara Pavanetto e oggi vi racconterò la misteriosa scomparsa di Ippolito Nievo.
Ricordate che la storia non si ripete mai, ma la storia ci può insegnare a leggere i meccanismi, soprattutto i meccanismi del potere. Oggi vi racconterò appunto la storia del veneto Ippolito Nievo, nato a Padova nel 1831 e scomparso in circostanze misteriose a Palermo nella notte tra il 4 e il 5 marzo 1861. Ippolito Nievo era un intellettuale, uno scrittore, seguace delle idee mazziniane, partecipò alla spedizione dei Mille e durante la spedizione a lui era stata affidata l'amministrazione della cassa delle camicie rosse di Garibaldi. Il 4 marzo 1861 si imbarcò a Palermo sull'Ercole, che avrebbe dovuto portarlo a Napoli. Gli amici gli avevano chiesto di rinviare la partenza perché lo avevano visto pallido e tremante, ma lui aveva risposto che si sentiva bene. Nievo portava con sé sul battello Ercole una mezza dozzina di bauli con tutte le carte riguardanti l'amministrazione garibaldina in Sicilia e lo accompagnavano 4 addetti all'intendenza, i maggiori Salviati e Naiolini, il direttore della contabilità Servetta e lo scrivano contabile Fontana. Sull'Ercole salirono 12 passeggeri e 63 membri dell'equipaggio. Il mare era tranquillo, anche se le previsioni annunciavano burrasca, ma il capitano Michele Manconi non mostrò alcuna preoccupazione. Altre imbarcazioni quella sera presero al largo, non preoccupandosi più di tanto delle previsioni. Nessuno della capitaneria di porto sconsigliò la partenza. Così appunto la sera del 4 marzo 1861 il piroscafo Ercole partì alla volta di Napoli. Di lui, dei passeggeri e dell'equipaggio si persero dopo poche ore per sempre le tracce. Il battello sparì letteralmente nel nulla, affondato con ogni suppellettile, senza lasciar dietro nemmeno un pezzo di carta dei tanti fogli che erano a bordo. L'approdo a Napoli era previsto il giorno dopo, il 5 marzo, ma nessuno si preoccupò del suo mancato arrivo. La notizia arrivò comunque a Torino solamente una quindicina di giorni dopo e solo perché il capitano Acerbi, che aspettava Ippolito Nievo a Napoli, telegrafò a Palermo per chiedere notizie del piroscafo e di Ippolito Nievo. I soccorsi partirono con un enorme ritardo e a nessun magistrato fu consentito di aprire un'inchiesta. Si accreditò l'ipotesi dell'incendio a bordo senza alcun indizio in proposito. Nessun cadavere fu mai ritrovato. Ippolito Nievo, il 15 febbraio del 1861, su pressione di Cavour, era ritornato in Sicilia per recuperare la documentazione delle spese sostenute dai garibaldini e finite sotto inchiesta. C'era da rendicontare soprattutto lo smisurato patrimonio del Banco di Sicilia, valutabile allora in 5 milioni di ducati, del quale i rivoluzionari si erano impadroniti. Nievo, amministratore della cassa garibaldina, aveva puntigliosamente segnato ogni uscita, ogni spesa, ogni nome. La sua scomparsa, assieme a quella della mezza dozzina di bauli ricolmi di carte molto pericolose, diciamo che, come spesso accade nella storia italiana, avvenne al momento giusto. E saluto e ringrazio per aver letto questa storia importante Lara Pavanetto, collegata con noi da Noale, storica, scrittrice, ricercatrice. Grazie veramente dottoressa di essere qui con noi. Saluto anche Andrea Saccarola da Martellago, sindaco di Martellago. Buongiorno, anche lei sindaco. Sapeva questa storia di Ippolito Nievo? Buongiorno Mirella, no, sinceramente no, mi fa piacere che sia
una donna di Noale a raccontarla, visto che siamo vicini di casa. Ah, mi fa molto piacere veramente. Allora, professoressa, dottoressa, io la chiamerei tutte... No, veramente, sì, perché siete veramente bravi, perché cercate di spiegare anche quello che c'è stato nel territorio, la conoscenza, la storia. Perché ha sentito, anche il sindaco non la conosceva. Vedete l'importanza invece di conoscere il territorio. E i ragazzi hanno voglia di conoscere. Cosa dice lei? Che sta cercando di far capire anche quella che è la nostra storia. Prego. Allora, intanto grazie a tutti e grazie per questo invito. Sì, diciamo che il mio lavoro è quello di storica e di ricercatrice, dunque inevitabilmente io cerco anche le cose più particolari, più strane, anche per risvegliare la curiosità. Molti chiamano il mio lavoro una ricerca della storia occulta, in realtà non c'è niente di occulto, queste storie si sanno e non vengono studiate, non vengono divulgate. E certamente a scuola non vengono raccontate, anche perché alle volte non c'è proprio il tempo. La scuola deve dare soprattutto un metodo per imparare a studiare la storia e un metodo per imparare a studiarla, se possibile in modo critico, perché la storia serve studiarla non tanto perché, come dico nel video, perché la storia si ripete. La storia non si ripete mai, è un grosso errore pensare che si ripeta e spesso gli uomini lo fanno. Ad esempio, allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, gran parte degli eserciti pensavano ancora che fosse possibile una guerra di trincea come quella della Prima Guerra Mondiale e avevano dato in dotazione ai propri soldati le maschere a gas, che in realtà non usarono. In realtà i tempi erano cambiati, la guerra non sarebbe più stata una guerra di trincea, di posizione, che derivava dalla guerra dell'Ottocento, però noi pensiamo sempre che la storia sia un paio di occhiali per decriptare il presente. E non lo è quasi mai. La storia però è preziosissima se studiata cum grano salis, cioè con critica, con un intento critico, perché ci insegna quali sono i meccanismi. Io nel video dico i meccanismi del potere. Voi vedete che la storia di Ippolito Nievo, soprattutto per quanto riguarda la storia italiana, che è molto complicata, ma non solo, possono essere ritrovati in diverse vicende riguardanti personaggi che hanno avuto a che fare con il potere, e la storia insegna proprio i meccanismi. Quelli si ripetono perché la storia è fatta dagli esseri umani e gli esseri umani sono mossi principalmente dalle stesse passioni da secoli: la passione per i soldi, la passione per il potere, per la gestione del potere, e soprattutto sono sempre in cerca dell'eternità da ottenere. In ogni caso, vivere per sempre è e soprattutto superare chiaramente il dolore e il male e soprattutto la morte. Come diceva la grande antropologa Ida Magli, tutto nasce perché l'uomo ha soprattutto paura della morte. Ecco, per cui il mio invito è quello di leggere la storia in modo critico e di leggere tra le righe della storia. I giovani sì, si interessano, però diciamo che siamo in pochi a trattare la storia. La storia non per nulla è stata relegata, diciamo, quasi in cassetti che si debbono aprire con molta fatica, perché viene insegnata come una lista di sole date che sono importantissime, però diciamo che non è solo quello la storia. Man mano che si va avanti nel percorso scolastico, la storia dovrebbe diventare qualcosa, diciamo, di più concreto, e in realtà rimane la stessa storia che si lo dicono anche i ragazzi. Questa veramente è una cosa che fa anche male, devo dire la verità. Allora sentiamo la storia di Martellago, sindaco. Perché si chiama Martellago? Intanto è un test che faccio a tutti i sindaci, perché è giusto capire anche i nomi dei paesi e la provenienza. Prego, sindaco. Ci sono tante storie su Martellago, da Marte Lago, quindi ha qualcosa di particolare che riguarda appunto Marte, il lago, ma Martellago nasce semplicemente da un nome di una persona, di una donna,
che poi è stato trasformato proprio il nome in Martellago. Quindi anche qua si parla di storia, una storia molto importante, perché Martellago comunque con i suoi 21.500 abitanti ha tanta storia da raccontare, e condivido quanto detto dall'autoressa, che mi è veramente piaciuto il racconto che ha fatto, e averne di persone come lei nel territorio che raccontino proprio la storia del nostro territorio, una storia che comunque deve essere raccontata ai ragazzi, che i ragazzi devono sapere. È vero che a scuola non se ne parla, e forse con più persone come la dottoressa qualcosa di più si potrebbe fare, e magari anche con l'aiuto dell'amministrazione proprio. Allora Sindaco, però voi avete anche questo compito molto importante, perché voi organizzate eventi, organizzate manifestazioni, avete la biblioteca, quasi tutti spero, avete la possibilità anche di invitare, di creare non solo cultura, diciamo, quella visiva, ma anche quella storica. Ecco, quanto è importante per lei, perché la cultura storica sono anche le tradizioni. Mi sembra che specialmente nel nostro territorio più di qualche partito politico dica guai toccare le tradizioni, ma poi queste tradizioni non vengono supportate perché non avete abbastanza soldi per supportare queste attività che hanno anche dei costi, e invece è la storia del paese, la storia che va spiegata ai ragazzi, è il futuro ai ragazzi con la storia. Prego Sindaco. Ha ragione Mirella, sa qual è tante volte il problema invece? Il problema è la burocrazia nell'organizzare gli eventi. Sappiamo benissimo che adesso ci vuole tra la sicurezza, tra garantire appunto che non ci siano problemi durante l'amministrazione. Tante associazioni fanno un passo indietro per la difficoltà nell'organizzare. Del mio territorio sono contento perché qui abbiamo Freccia Azzurra, che è il gruppo storico del nostro territorio, dove anche settimana scorsa mi hanno presentato insieme alla Porlocco un progetto molto importante. Si parla di storie del 1800 che vogliono riproporre nel territorio e fare anche un film durante questo evento. Sono i ragazzi, vero? Anche questi sono giovani? Guardi, qui ho la fortuna che Freccia Azzurra prima era proprio gruppo storico di persone a certa età, adesso sono entrati di ragazzi giovani che finalmente, e dico finalmente... Perché li ha intrigati, Sindaco? Aspetti, perché abbiamo Enzo da Vittorio Veneto, se non mi cade la linea poi continuiamo. Sindaco, vai Enzo. Signora, buongiorno. Buongiorno. Ecco, le telefonavo per quel semplice discorso relativo a perché noi non abbiamo figli, perché non cresciamo, i problemi dei giovani a formare una famiglia. Ecco, non sento da parte di nessun gruppo politico, oppure lo sento in maniera molto, molto soft, il fatto di dare un servizio a questi giovani. L'avete detto, lo ribadisco anch'io, cioè non puoi dire fai un figlio, mettilo al mondo e non ti do servizi. Ecco, questo è una cosa che riguarda il nostro territorio e anche il territorio nazionale ovviamente, ma cioè non puoi dire io vado a lavorare alle 8 di mattina, alle 7:30 di mattina e il servizio di mantenimento dei ragazzi, che sia la scuola, che sia quello che è l'asilo, apre alle 8, ma io vado a lavorare alle 7:30, per cui il figlio te lo devo portare alle 6, alle 6:30. Sì, scusa. No, ho capito Enzo, hai fatto bene. Grazie Enzo, sentiamo come risponde il Sindaco. Servizi alla famiglia, e qui non ci siamo proprio, Sindaco, prego. Ha perfettamente ragione il signore. Dopo, obiettivamente, noi come comune, per esempio, abbiamo fatto il pre e il post scuola, quindi la mamma o il papà potrebbe portare il bambino addirittura un'ora prima, dallo prima un'ora dopo. Questo servizio naturalmente costa a noi amministrazione, perché poi facciamo pagare una minima parte alla famiglia, però è un servizio essenziale perché ormai sappiamo che entrambi i genitori lavorano, quindi hanno bisogno di portare prima a scuola i ragazzi. Dopo, se parliamo di strutture per i nostri ragazzi, a volte non è facile, perché tante volte ci si concentra su un'età che va dai ragazzi dei
10 ai 15 anni, però dobbiamo pensare che abbiamo nel territorio anche ragazzi molto più grandi, dove si preferiscono spostarsi in altri paesi, in altri comuni, piuttosto di stare a vivere il nostro territorio. È un lavoro che sicuramente non è facile, però bisogna dare i servizi, bisogna dare a questi ragazzi la possibilità appunto di vivere il territorio e restare nei propri paesi, anche per condividere con altri ragazzi le proprie esperienze. Allora sentiamo anche Lara Pavanetto, l'importanza invece di intrigare questi ragazzi con la storia, con l'arte, la bellezza, la cultura. Ecco, veramente l'ambiente ce n'è per tutti, eppure ci si impegna poco. Anche gli amministratori devono decidere da che parte stare, specialmente i sindaci, se vuoi fare la piazza o se vuoi investire in qualcos'altro, se vuoi fare una terza corsia e supportarla magari o andare da un'altra parte. È una questione di sensibilità. Lei cosa vede, Pavanetto? Allora, io ho lavorato e lavoro con i ragazzi proprio per raccontare la storia di Noale, dove vivo. Perché se non si conosce il proprio territorio, dopo ad esempio anche come amministratori si possono fare tanti progetti senza tener conto del territorio. Ecco, questo è un tasto dolente non solo del Veneto ma di tutta l'Italia, credo, perché appunto si pensa sempre che la storia sia distaccata dal proprio territorio, invece la storia insegna anche come poi il nostro territorio si comporterà quando noi costruiremo da quella parte, costruiremo da un'altra parte, perché ci sono importantissimi gli archivi storici in ogni comune. L'archivio storico racconta la storia del territorio, ti dice ad esempio quando dal 500 al 600 un determinato territorio si allagava sempre e perché, quando un dato territorio aveva una certa toponomastica, perché l'aveva e per cosa caratterizzava quel territorio. Dunque è interessante e soprattutto gli amministratori dovrebbero cominciare a studiare la storia del proprio territorio. Purtroppo non è una via tanto frequentata. Bisogna cominciare, è vero, dalle scuole a sensibilizzare. Allora, io con i ragazzi, con i bambini, anche quelli dell'asilo, non ho mai trovato problemi a raccontare la storia del nostro territorio. Le scuole anche del plesso, anche di Noale, è sempre stato, se ci sono maestre che hanno questa sensibilità, professori che hanno questa sensibilità, e ce ne sono sempre favorevoli. È che sono anche le scuole molto spesso subissate da tanti programmi, per cui fanno difficoltà, ecco, a trovare anche un percorso, un tempo, ma proprio anche il tempo materiale da dedicare a questo. Però ad esempio so che le scuole elementari, le primarie della mia città fanno anche un percorso di storia del territorio, e veramente i bambini, anche quelli più piccoli, rispondono davvero in modo veramente bello, sono affascinati dalla storia del proprio territorio. Certo, bisogna un attimo saperla raccontare, non si può fare una lezione accademica, però veramente rimangono a bocca aperta quando si fa un percorso anche all'interno del territorio, spiegando gli edifici, spiegando ad esempio a Noale, e questo sarebbe da spiegare anche molte volte agli amministratori, che ad esempio il castello di Noale non è la Rocca, e domandare cos'è il castello di Noale, qual era il castello di Noale, per cui i bambini rimangono davvero affascinati. Ci sono molti ostacoli, ecco, però fa molto comodo alle volte non conoscere la storia del proprio territorio. Sono d'accordo anch'io con lei, Pavanetto, anche perché delle volte, ecco, certi dirigenti, quando porti anche dei progetti, ti mettono davanti la burocrazia, ti mettono davanti l'assicurazione, ecco, l'uscire è un problema, però se la politica chiama i ragazzi escono, e questo mi dà molto fastidio, perché allora dove vogliono li fanno uscire. Certo. Ecco, perciò è anche giusto dirlo. Sindaco, lei cosa ne pensa, ecco, di quello che sta dicendo questa storica? Fateli uscire, spiegatevi, abbiamo delle bellezze, ecco, ogni paese ha delle bellezze incredibili. Non è possibile che io fermo i ragazzi e dico: cos'è questo monumento? Saranno passati davanti chissà quante volte, ma non è colpa loro, è che qualcuno doveva spiegare. Ecco, non è possibile chiedere cos'è Cassugana a Treviso e i ragazzi dicono non lo so, è il municipio. Capisce che c'è molto da lavorare, ma i storici lo dicono, ecco, dovete investire di più sulla conoscenza del territorio. Allora andiamo a vedere queste foto che ha mandato il sindaco Saccarola, così le spieghiamo. Prego sindaco, come commenta le parole, cosa stiamo vedendo ad esempio? Prego.
Questo è il murales della legalità, è stato inaugurato venerdì scorso alla presenza del prefetto, del vicequestore, del comandante di Carabinieri e della Guardia di Finanza, nonché anche il nostro comandante della Polizia Locale. Questo murale è stato fatto perché nel 2023 ho ricevuto delle minacce di morte su un messaggio anonimo e il prefetto e dopo il Ministero degli Interni ha deciso, dopo un decreto, di dare un fondo di 10.000 euro sulla legalità al Comune di Martellago. Questo fondo noi l'abbiamo investito in primis per fare questo murales che è di fronte al nostro municipio e dopo abbiamo fatto delle lezioni nelle scuole per spiegare la legalità, parlando anche di mafia e parlando anche della Riviera del Brenta, che i ragazzi conoscevano ben poco, invece è una cosa qui locale e deve essere raccontata e spiegata bene anche a loro. È un murales di grandi metrature, impattante, e devo dire che la cittadinanza ha apprezzato molto. Chi è stato fatto questo murale, Sindaco? Diego Montaniero, un ragazzo di Montebelluna che gira il mondo. Conosco bene, è bravissimo lui. Esatto, la presenza del prefetto è stata importante perché sta a significare l'importanza anche del gesto che abbiamo fatto. Quindi, ripeto, a prescindere dalle minacce che comunque hanno avuto il loro seguito, dopo ringrazio il Ministero degli Interni che con questi soldi ha dato a Martellago un qualcosa che resterà per sempre. Avete capito cosa succede anche a certi sindaci? Ecco, la legalità bisogna pur parlarne. Abbiamo Vladimiro da Rovigo, vai Vladimiro. Grazie Mirella, una domanda velocissima alla tua ospite in collegamento. Volevo chiedere se l'insegnamento della storia locale ai bambini prevede anche una qualche forma di testo storico comune, cioè nel senso che è vero che ogni singolo centro abitato, località ha o può avere una sua storia particolare, però dal mio punto di vista esiste anche una storia comune per un territorio più vasto che più o meno equivale all'attuale provincia, che spesso è uguale alle vecchie contee, per esempio territori di Treviso come contea che accomuna come storia tanti diversi centri. Cioè è possibile non lasciare questo insegnamento alla tra virgolette artigianalità dell'insegnante, ma prevedere quantomeno a livello provinciale una piccola forma di testo storico comune che può essere insegnato nelle scuole diverse di vari centri abitati diversi. Prima qua a Rovigo la storia della contea del Vescovo de Adria accomuna da Loreo fino all'Indinara. Dopo l'Indinara ha una sua storia particolare, Loreo anche, via parlando, però sono due livelli diversi di storia che secondo me sarebbe bello approfondire, perché distingue la località, ma aiuta anche a affratellare tra loro località diverse che stanno unite anche già nel passato da una storia, da avvenimenti o anche personaggi comuni. Grazie e buongiorno. Grazie a te Vladimiro, prego dottoressa Pavanetto. Sì, l'ascoltatore ha ragione, nel senso che tutto è lasciato a livello artigianale, ma per un motivo, cioè io sostengo da tempo che ad esempio in Veneto andrebbe studiata la storia della Serenissima, anche per capire la storia attuale, perché la differenza ad esempio tra Venezia e la terraferma, che avevano due situazioni antropologicamente proprio diverse, e studiandola si capirebbe molte cose anche dell'evoluzione del Veneto della terraferma. Questo non è fatto perché, come ho già spiegato nel mio video, a un certo punto si impone lo Stato centrale, uno Stato centrale nostro che è relativamente giovane, se pensate soprattutto in Veneto data il 1865, storicamente è davvero giovane, doveva imporsi, per imporsi naturalmente è stato imposto un centralismo che ha cancellato le storie locali, ma non le storie locali importanti, quella della Serenissima che dava comunque una dignità a tutta una regione ma anche un'identità, e difatti non è studiata a scuola in Veneto. Secondo me gli studenti dovrebbero studiare la storia della Serenissima. Si è invece privilegiata una storia molto locale, come dice, lasciata a livello artigianale, e che non apporta nulla, in realtà non apporta nulla, ed è lasciata alla buona volontà alle volte delle maestre. Ma faccio l'esempio della mia città per rendere anche alle volte l'inutilità di questa storia artigianale.
artigianale. Difatti io quando parlo ai bambini faccio proprio una sorta di visita sul territorio spiegando cosa significano gli edifici, ad esempio, senza raccontare tutta la storia a partire dalla preistoria, perché poi non ha senso, i ragazzi non riescono a collocarla in una storia che è più generale. Ad esempio noi a Noale abbiamo l'archivio di epoca veneta più grosso della regione, nel senso più grande, è arrivato così intonso dall'epoca delle Serenissima, dal 1400 fino al 1797, quando la Serenissima è crollata. E in realtà Noale è conosciuta soprattutto per il Palio in tempesta che si svolge in epoca medievale. Bellissimo, in realtà abbiamo un centro medievale che dal Medioevo ha conservato la sua conformazione storica, però i tempesta Noale hanno governato 100 anni, la Serenissima dal 1400 al 1797 e quell'archivio di epoca veneta, la Noale dell'epoca veneta, è sconosciuta. Chissà quanti, ecco, brava, l'ha detto veramente. Sindaco, capisce l'importanza di conoscere il territorio, queste fortune, questi tesori, questa storia che abbiamo veramente la fortuna di avere e non conosciamo. Prego Sindaco, cosa vuole dire la dottoressa Pavanetto? Che la fortuna e il tesoro avere la dottoressa Pavanetto a Noale, che per Noale sa raccontare appunto tutti questi fatti di storia. Io ho sempre un esempio che quando vengono i ragazzi qui in municipio, quelli delle elementari, a farmi visita, che poi gli faccio fare il giro di tutti gli uffici, l'ufficio dove mi fermo di più è appunto l'Anagrafe, dove è un archivio storico e dove vedono dei libri scritti ancora a mano del 1870, non tanto vecchi, però comunque in ogni caso ormai con più di qualche anno, e vediamo come restano incantati da queste cose che ormai non vedono più. Adesso sono abituati a vedere una tastiera del computer, stampare un foglio, e la calligrafia obiettivamente sta scomparendo anche quella. Abbiamo Stefano da Mantova, veloce Stefano, che sono in chiusura, vai! Ciao Colombina, faccio presto io. Abbiamo dai Friuli fino alla Val d'Aosta e fino alla Toscana delle cose stupende da far vedere. Storia e tutto, io abito qua nella zona Custozza e tante cose. Il fatto è questo qua, che quando organizzano le gite per andare all'estero trovano i soldi, per portare i bambini, per fargli imparare la nostra storia, le nostre origini, soldi non ce ne sono. Bravo grazie, Stefano, grazie, devo correre Stefano, sono in chiusura. Allora Sindaco, termine, come ci saluta? Io tanto vi ringrazio perché la vostra trasmissione è molto utile anche a noi amministratori, che tante volte vediamo delle problematiche e dopo riusciamo anche magari col dialogo a risolverle. Quindi grazie Mirella dell'invito, sai che sono sempre a disposizione. Rinnovo i ringraziamenti alla dottoressa Pavanetto. Magari la inviti a Martellago, la dottoressa, magari, certo, così, magari perché è importante conoscere queste figure. Esatto. Prego Sindaco. Magari anche con l'invito della dottoressa Pavanetto, che è con il sindaco di Noale, così gli presento anche i miei storici. Noi facciamo parte del Milanese e il Milanese ha una storia ed è giusto che venga raccontata. Grazie ad Andrea Saccarola, sindaco di Martellago, promosso anche il sindaco di Martellago. Prego Pavanetto, come ci saluta e accetta l'invito del sindaco Saccarola? Certo, accetto. Tra l'altro Martellago è anche importante perché a Martellago si pubblica l'ESDE, che è una raccolta, diciamo, proprio nella quale scrivono gli storici locali, per cui l'ESDE dà appunto parola anche agli storici locali. Io ho fatto anche quest'anno, ho pubblicato per l'ESDE un articolo che parla proprio di una storia del territorio. Sì, è interessante, io ripeto, la storia è imprescindibile perché per conservare anche il territorio. Se non si conosce la storia del proprio territorio, non lo si valorizza, non si riesce a valorizzare e a conservare soprattutto l'identità del proprio territorio. Deve uscire la storia dall'artigianalità della piccola storia di ogni paese. Ecco, che è importante ma vista in un quadro più ampio. Grazie anche a Lara Pavanetto, collegata con noi da Noale, storica, scrittrice, ricercatrice, veramente brava, complimenti. La inviteremo ancora perché veramente impariamo molto, anche noi andiamo a scuola a Sveglia Veneti. Grazie, adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Riso al salto. In periodi di grosse difficoltà non si buttava via niente.
Nacque così il riso al salto, che altro non è che il salvataggio di una qualsiasi pietanza di riso cucinata in un modo particolare. Ingredienti per 4 persone: 300 grammi di riso, 1 litro di brodo di carne da dado, 2 bustine di zafferano, mezzo bicchiere di vino bianco, 50 grammi di parmigiano grattugiato, una cipolla tritata, 100 grammi di burro, sale, pepe. Fate imbiondire la cipolla tritata con una grossa noce di burro. E quando sarà dorata, aggiungete il riso. Lo zafferano, e il vino bianco. Mescolando rapidamente. Tostate per 1 minuto. Aggiungete il brodo bollente poco alla volta, non appena il riso si asciuga. Salate. Dopo 10 minuti esatti di cottura, spegnete il fuoco e mantecate con un po' di burro e il parmigiano. A questo punto dovete allargare il riso su una superficie fredda, ad esempio un piano di marmo. Fate friggere il riso nel resto del burro in una padella. Schiacciatelo bene in modo che risulti piatto. Cuocete per 5 minuti da ogni lato, fino a quando sarà croccante. Rigirandolo con l'aiuto di un piatto. Servite e buon appetito!